Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, martedì 30 di gennaio. Oggi avremo due ospiti. Nella prima parte, dalle 8 alle 9, Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Nella seconda, dalle 9 alle 10, ci sarà Andrea Giovannini, consigliere di Forza Italia in terza circoscrizione. Questi i nostri ospiti di oggi. Come al solito cominciamo con la pagina meteo, la situazione generale, la persistenza dell'anticiclone subtropicale manterrà per diversi giorni tempo molto stabile con marcate inversioni termiche vicino al suolo, specie nelle ore notturne e aria mite in quota. Per oggi cielo sereno poco nuvoloso per velature ad alta quota, lo zero termico rimarrà elevato intorno ai 2700-3000 metri di quota con inversioni termiche nei bassi strati. Sulla bassa pianura, sulla costa e sul mare sarà possibile la formazione di foschie o nebbie, specie nelle ore notturne, temperature minime 1-5 gradi, massime 9-12 gradi centigradi. Sguardo a domani, mercoledì 31, cielo in genere variabile per nubi medio-alte che saranno più consistenti al mattino, più sottili al pomeriggio. Zero termico a circa 2400 metri con inversioni termiche nei bassi strati nelle ore più fredde. 2-5 gradi le minime, 9-11 gradi le temperature massime previste per domani. Andiamo a vedere il piccolo con i titoli di oggi della prima pagina. Suez, crisi da 2 miliardi, nuove stime sugli effetti della crisi del Mar Rosso sulle esportazioni del Friuli Venezia Giulia. I report di Confartigianato e Banca d'Italia sulle conseguenze del blocco del canale. La crisi del Mar Rosso può costare fino a 36 miliardi di euro annui all'Italia, quasi 100 milioni al giorno, un vero salasso. Soltanto negli ultimi 3 mesi il nostro paese ha perso 3,3 miliardi, pari a 35 milioni al giorno per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi, circa 60 milioni al giorno, per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri. L'analisi è di Confartigianato, che ha calcolato l'impatto del calo di traffico di navi mercantili tra l'Oceano Indiano e il Mar Rosso sui flussi dell'interscambio commerciale dell'Italia con l'Asia, l'Oceania e i paesi del Golfo Persico e del sud-est dell'Africa. Per il Friuli Venezia Giulia si stimano 2 miliardi di possibili danni alle esportazioni. Nord-est economia, il risparmio è cambiato, meno soldi sul conto. All'interno delle pagine del piccolo l'inserto centrale con il focus sui risparmi e sull'economia. I BTP piacciono sempre, ma meglio diversificare, sempre consigli in questo inserto, con l'intervista anche a Löser. Nell'Unione Europea torna il rigore finanziario. Le altre notizie: l'addio a Sandra Milo, diva ironica e musa di Federico Fellini. Aveva 90 anni, qui ricordata in foto. La lunga e ingarbugliata vita di Sandra Milo è una commedia diffusa nei 60 suoi film, travasata nel cinematografo totalmente in armonia, da creare uno scompiglio fra ciò che è copione oppure pura esistenza. Questo viene raccontato alle pagine 54 e 55 del piccolo. Da Allianz a Fincantieri, resiste lo smart working, il lavoro agile, dalle Generali che confermano il modello ibrido e mantengono spenti i palazzi il venerdì con i dipendenti in smart working, a Fincantieri che da settembre ha istituzionalizzato il lavoro agile con un nuovo modello. Il mondo del lavoro, mutato durante e dopo la pandemia, è in continua evoluzione, cerca risposte alle rinnovate esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei propri dipendenti. Lo yacht dell'oligarca, battaglia legale sul gemello di A. Alla pagina 12 vedremo i dettagli. Vanno cercati equilibri diversi tra isolamento e socialità. Parla l'antropologo. Lo smart working per l'antropologo Niola è un elemento di una mutazione spazio-temporale. Altre notizie: la protesta, 70 trattori sfilano a Udine contro il diktat dell'Europa, solo bandiere tricolori e vessilli giallo-blu con l'aquila del Friuli, nessun sostegno formale da parte delle associazioni. Biden si prepara a sfidare l'Iran, cresce il rischio di un'escalation del conflitto. Meloni svela il piano Mattei, fondi per l'Africa per 5,5 miliardi. Altri impianti in arrivo, salgono a quota 147 le telecamere in città. Processo Acquamarina, testimonianze shock sul momento del crollo. Poi è morto Mario Cerne, custode della
storia della libreria Saba, è qui ricordato, poi a pagina 47 l'approfondimento, la figura proprio di Cerne, anziana ricoverata colpita dalla scabbia, i familiari denunciano, leggeremo più tardi nell'inserto all'interno delle pagine della cronaca, e poi il paese dove Sinner è solo Yannick, quell'inusuale elogio della famiglia, viaggio a Sesto Pusteria, la gioia dopo il trionfo nel paese del tennista campione degli US Open che ha vinto proprio pochi giorni fa. Queste le notizie della prima pagina del Piccolo. Diamo anche un'occhiata a quelle che sono le notizie di carattere nazionale, lo facciamo con il Corriere della Sera. Gaza, nuovo piano per la tregua, Meloni alla conferenza per l'Africa, progetti per 5 miliardi e mezzo, sostegno e critiche, bozza di accordo con Stati Uniti, Egitto e Qatar, ma Netanyahu frena ancora il dossier sui 12 dell'ONU complici di Hamas. Il disagio è l'errore, scrive Maurizio Ferrera con il fondo di oggi del Corriere. Milo, la vita come spettacolo, addio alla musa di Fellini, successi, l'amore e il sorriso, un simbolo del cinema e della TV, viene qui ripresa in una foto di diversi anni fa. Sandra Milo e poi ricordata all'interno con parole di chi l'ha conosciuta e chi l'ha apprezzata. Il dopo slam, Sinner, missione numero 1 per il tennista italiano, altoatesino, Maignan, Udine boccia la cittadinanza onoraria, cori razzisti allo stadio, nulla di fatto per la cittadinanza onoraria a simboleggiare la vicinanza nei confronti del giocatore. Salis in tribunale con manette e catena come un animale, Ilaria Salis, la 39enne anarchica italiana, portata in aula in catene, il caso dell'italiana in cella in Ungheria con mani e piedi legate. Energia, migranti e più istruzione, scrive Marco Galluzzo, i punti dell'intesa con l'Africa per l'accordo italiano, energia, migranti, tecnologia, istruzione, sicurezza e sanità, passa anche da questi punti il piano per l'Africa con un corridoio per l'idrogeno del Nord Africa, l'intesa con la Libia per i flussi verso l'Europa, ospedali in Costa d'Avorio, corsi professionali per dare possibilità di impiego e sostegno ai giovani. Le linee guida dell'accordo sono principalmente queste. L'intervista a Romano Prodi, centrodestra forte, manca un'alternativa, Conte dica dove sta. Il centrodestra è forte, spiega Romano Prodi, perché manca ancora un'alternativa, poi una stoccata all'ex premier Conte. Non si sa dove sta. E il Partito Democratico, il mio rapporto è quello di un nonno che dà affetto. Certo, Schlein è nella condizione peggiore in cui si possa trovare un leader di partito, dice Prodi. Maturità, Greco al classico, le materie della seconda prova, uscite in questi giorni, a pagina 20 il dettaglio. Il mondo al contrario, scrive Gramellini nella sua solita rubrica Il caffè, che chiude la pagina e all'interno poi approfondisce i temi di stretta attualità. Torniamo al Piccolo, guardiamo le pagine delle subito successive. Dalla prima, 2 miliardi di danni per la regione, Friuli Venezia Giulia, nuove stime sui possibili effetti dello stop alle esportazioni dopo la crisi nel Mar Rosso. I numeri riassunti in questa foto, esposizione dell'export alla crisi del Mar Rosso per regione. Come abbiamo visto, Friuli Venezia Giulia 2 miliardi circa, con la Lombardia invece in testa che ne ha quasi 13 di miliardi di perdite, di danni proprio per le mancate esportazioni. Il canale di Suez rappresenta il 12% del commercio mondiale, il 30% dei flussi del commercio dei container. Il traffico poi vede circa 25.886 transiti navali nel 2023, l'anno di riferimento di questa statistica. La quota di importazioni italiane attraverso il Mar Rosso per settore e pesi settoriali, cioè punti percentuali, la quota di importazioni via Mar Rosso sono molto alte, quelle che hanno a che fare col tessile, l'abbigliamento e l'industria conciaria. Ovviamente ci dobbiamo anche mettere nei panni del paese, in quanto proprio tante delle materie tessili
e quant'altro arrivano dall'Asia, e la rotta più vicina è quella del Mar Rosso, il canale di Suez, e arrivare nel Mediterraneo. Pesano di meno, per fare dell'esempio, il gas, il carbon fossile e le lignite, che invece passano attraverso sì anche navi, ma che possono provenire da altre parti del mondo. Chimica, gomma e plastica, un valore di quasi il 15%, mentre del 33%, come detto, il tessile, l'abbigliamento e l'industria. Poi ci sono anche metalli, prodotti della metallurgia, le macchine, il petrolio greggio e raffinato, 26%. Proviene proprio da lì, e via discorrendo anche mezzi di trasporto, plastica, vetro, ceramica, mobili, legno, metallurgia, macchine, eccetera. Queste comunque le stime dei danni dei mancati export, e poi c'era anche uno schema, come abbiamo visto, di quelle che sono le importazioni. Hamas alza la posta per la tregua, la UNRWA, senza fondi ci fermiamo, la bozza di intesa e l'allarme bis lanciato dall'agenzia ONU per Gaza, a cui sono stati bloccati i fondi. Raid in Giordania, Biden avvisa l'Iran, risponderemo. Rischio dell'escalation, la mossa del presidente degli Stati Uniti incalzato dai repubblicani, Teheran, noi estranei all'attacco che ha ucciso i 3 soldati. Trump e i suoi falchi accusano il leader di essere un comandante in capo troppo debole. Estendere il conflitto produrrebbe un effetto terremoto colpendo i traffici petroliferi e commerciali, e quindi la decisione di come agire è molto delicata per tanti equilibri, soprattutto economici. 4 ospedali pediatrici italiani cureranno bambini palestinesi feriti. L'operazione umanitaria, si tratta del Bambin Gesù di Roma, il Gaslini di Genova, il Maier di Firenze e il Rizzoli di Bologna. Putin a febbraio, la visita in Turchia, in gioco le trattative con l'Ucraina. Zelensky incalza a Bruxelles su sostegno da parte di Washington, e intanto ci sarà questa visita il prossimo mese, fondamentalmente da dopodomani in poi, fra Putin e il presidente turco Erdogan. La Premier svela il piano Mattei per l'Africa, risorse fino a 5 miliardi e mezzo. Meloni accoglie a Palazzo Madama i delegati di 26 paesi. Critico il presidente della UA. È mancata la consultazione. Il nostro futuro dipende dal futuro del continente africano. Giorgia Meloni sceglie non a caso il vertice Italia-Africa come primo appuntamento internazionale da promuovere nell'anno della presidenza del G7, e di fronte ai rappresentanti di 46 paesi, inclusi capi di Stato e governo, e 25 organismi multilaterali riuniti in Senato, svela il piano Mattei, 5 miliardi e mezzo di euro per creare una partnership paritaria non predatoria con mutui benefici, una strategia appoggiata dall'Unione Europea con i suoi vertici presenti a Palazzo Madama. Meno univoco il messaggio arrivato dall'Unione Africana con il presidente della Commissione Moussa Faki, che ha mosso critiche a Roma per una mancata consultazione al momento di elaborare il piano. Non è una scatola chiusa, ma una piattaforma programmatica aperta alla condivisione, ha chiarito in ogni caso la Premier. Dopo il pranzo d'onore al Quirinale è stato scelto il Senato per ospitare i lavori della seconda giornata del vertice. Un luogo della rappresentanza, del dialogo per capirci tra noi, superando ogni approssimazione, ha sottolineato il presidente Ignazio La Russa. Per Meloni l'Africa è un continente che può e deve stupire, ma ha bisogno di poter competere ad armi pari nel contesto globale. E qui la sfida strategica della politica estera italiana nella sua natura di proiezione a sud del Mediterraneo, fornire gli strumenti adeguati mettendo a terra il piano che prende il nome da un grande italiano e da una sua intuizione. Queste le prime righe dell'articolo, che in qualche modo fa chiarezza sulle intenzioni e anche le posizioni dei paesi africani e dell'Unione Africana in particolare, che inizialmente aveva dimostrato scetticismo. L'accusa, la protesta delle opposizioni, scatola vuota senza fondi, boccia del PD. Non c'è traccia nel decreto dei finanziamenti, l'invito a riferire in Parlamento, la Lega preferisce il silenzio, Gasparri difende invece il progetto presentato dalla Premier. Dal Marocco al Kenya, i progetti nel continente Italia, la porta dell'Europa, le priorità, gli interventi di 9 paesi tra istruzione, sanità, energia, acqua, salute e agricoltura. Verrà creato uno strumento finanziario per gli investimenti. Sì della Corte albanese all'intesa con Roma, i 2 centri, l'accordo raggiunto tra Roma e Tirana
sui centri per l'immigrazione non lede l'integrità territoriale dell'Albania e quanto si legge nella sentenza della Corte Costituzionale albanese che, respingendo le critiche delle ONG e dell'opposizione locale, spiana la strada all'applicazione del memorandum d'intesa firmato da Giorgia Meloni e del premier albanese Edi Rama lo scorso novembre, grazie al quale verranno costruiti da parte dell'Italia 2 grandi centri per migranti in Albania nella primavera di quest'anno. Non è il mio presidente, trasferito il carabiniere, sulla frase su Mattarella, questa notizia che vediamo sulla sinistra della pagina. Ettore Rosato entra in azione, inteso come nel partito Azione. Noi populismi di destra e di sinistra al centro per aggregare. Dopo la rottura con Renzi, il deputato triestino passa al partito di Calenda con l'incarico di vice segretario alle europee. Saremo una sorpresa, dice Rosato. A Bruxelles serve una fase costituente, una maggioranza che lasci fuori gli estremismi per rafforzare la nostra identità. Federica ha lavorato con serietà, ma sulla sanità ritardo grave. Il problema di Meloni, dopo gli annunci, occorre concretizzare. E qui Paola Bolis ha realizzato proprio un'intervista con Ettore Rosato, che è appena passato da Italia Viva a Azione, la squadra, il partito di Carlo Calenda. Sicurezza, la carta di Lorenzo diventa piattaforma nazionale, il progetto nel ricordo dello studente, qui la platea del convegno alla LEF di San Vito al Tagliamento, con la piattaforma nazionale per sensibilizzare la collettività sui rischi che corrono gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e duale, e la sicurezza è messa in primo piano. La Regione, ancora in Regione, politiche agricole dell'Unione Europea sotto accusa, 70 trattori sfilano a Udine la protesta dei coltivatori e allevatori contro le procedure di Bruxelles. Senza la terra non c'è domani, assenti almeno ufficialmente le associazioni di categoria, ma i temi sono condivisi. Giovani agricoltori senza futuro hanno esposto il cartello, gli stessi che hanno manifestato davanti ai propri trattori questo messaggio. Dai prezzi ai pesticidi, le paure del settore, ad allarmare anche la possibilità che le nuove regole penalizzino i piccoli e spianino la strada invece alle multinazionali. Questo principalmente uno degli allarmi dalle voci dei partecipanti alla protesta, che vede molti giovani ma anche esperti, tra cui anche l'apicoltore Gigi Nardini. I grandi gruppi dettano legge, a noi restano margini di guadagno risicati, non il mais. Con il mais si va in perdita. Hanno fatto un esempio su tutti: se non ci saranno attenzioni per il comparto da parte del pubblico. Nuovi scenari invece con il lavoro è più smart. Fincantieri fissa il modello ibrido, confermato anche da Allianz e Generali, la scrivania a rotazione e la riorganizzazione degli spazi, ormai è una realtà a Milano. Non è da escludere anche in Friuli Venezia Giulia, tra gli 8 e i 10 giorni al mese nel gruppo cantieristico. Il modello diventa parte integrante dell'organizzazione. Il Leone prosegue con i dipendenti da remoto tutti i venerdì, palazzi spenti un giorno a settimana in un'ottica di risparmio energetico. E qui Elisa Coloni fa un approfondimento molto interessante su quello che è il cambio di modalità del lavoro che molti colossi, qui abbiamo visto la menzione a Fincantieri, qua c'è un palazzo dell'Unicredit e il palazzo, la sede di Generali a Trieste sulle rive, in Corso Cavour. Questi sono grandi gruppi, ma anche aziende più piccole hanno adottato questo modello virtuoso che invece alcuni cocciuti imprenditori vecchio stile non vogliono intraprendere. È una vera mutazione, serve un nuovo equilibrio tra isolamento e socialità. Secondo l'antropologo Niola, l'utilizzo della flessibilità porta con sé sia rischi che opportunità. Passaggio storico delicato, va gestito, viviamo una diversa dimensione spazio-temporale. Nell'intervista approfondisce questo argomento. Coworking e multiuffici, la postazione condivisa per risparmiare sui costi, diventa anche una valvola di risparmio per le aziende, poter ottimizzare anche le risorse della stessa sede. Quando vuota si possono spegnere luci e computer. Andiamo alle notizie di attualità. Usciamo dalla regione Friuli Venezia Giulia. Lo bruciarono vivo dentro la sua auto, la coppia diabolica scoperta
Dopo 2 anni i due simularono il suicidio del 48enne Domenica Antonio Vellega. L'uomo venne dato alle fiamme nel marzo del 2022 ad Acerra e c'è lo sviluppo di questo omicidio che all'inizio sembrava fosse un suicidio. Greco al liceo classico, matematica allo scientifico, le materie della maturità e poi le indagini. Ferragni ha ottenuto profitti con l'inganno, indagato anche il manager D'Amato in quello che è il processo che si allarga anche ai collaboratori della Ferragni. Udine contro Maignan, bocciata la cittadinanza dopo le ingiurie razziste allo stadio. Il Consiglio Comunale di Udine ha bocciato la proposta di concedere la cittadinanza al portiere del Milan Mike Maignan, offeso con ingiurie razziste durante la partita contro l'Udinese allo Stadio Friuli il 20 gennaio scorso. Per far passare la proposta non erano sufficienti i voti della sola maggioranza, ma occorrevano i 3/4 dei voti dei consiglieri. La minoranza di centrodestra ha votato in modo compatto contro la proposta del sindaco Alberto Felice De Toni, a capo di un'amministrazione di centrosinistra. A votare contro nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale sono stati 13 consiglieri, a favore la maggioranza con 25 voti, nessuna astensione. Prendo atto con dispiacere che il centrodestra non è stato al nostro fianco in questo delicato momento, ha detto il sindaco. Regno Unito, Carlo e Kate lasciano insieme l'ospedale. Regno Unito, proprio in ansia per le condizioni di Kate, vede la stessa lasciare l'ospedale in queste ultime ore. Noi ci spostiamo alla sala operativa della polizia locale con il collegamento che ci aiuta a capire l'evolversi della mattinata e le segnalazioni in agenda. Buongiorno. Salve, buongiorno. Dunque, notato nella norma, non è successo nulla di particolare per cose che avvengono oggi che riguardano la viabilità ordinaria. Non c'è nulla di particolare, c'è il solito Piazza Vittorio Veneto Campagna Amica Trieste. Altre cose in particolare, le ripeto, che riguardano la viabilità ordinaria, se non i lavori per la nuova rotonda che verrà messa sperimentale per i momenti in Frigessi via Flavia, ma comunque molta segnaletica posizionata sul posto. E l'altra cosa che le devo magari al limite segnalare, alle ore 11 in Consiglio Comunale il conferimento della cittadinanza onoraria alla brigata Sassari. Okay. Per il resto, le ripeto, altre cose nulla proprio. Bene, grazie all'ispettore Leonardi. Niente, si figuri, buona giornata a voi. Buona giornata a lei, buon lavoro, a lei e a tutti i colleghi. Ancora dal piccolo, guerra in Ucraina, i riflessi con la battaglia legale sul yacht dell'oligarca, avvocati in pista per il Royal Romance, bloccato a Traù, proprietà cambiata da tempo, attenzione ai danni da risarcire. Lo scafo è stato confermato il fermo dello scafo nell'ambito delle sanzioni, il nodo del trasferimento a Kiev. La Royal Romance, nel periodo in cui era ormeggiato a fiume, lungo oltre 90 metri, può accogliere a bordo 14 passeggeri, eccolo, l'abbiamo visto in foto. Il Kosovo chiude al dinaro serbo, Stati Uniti e Unione Europea temono nuove escalation, Occidente in campo per disinnescare ulteriori tensioni dopo le decisioni di Pristina di rendere legale da febbraio soltanto l'euro. Macedonia del Nord, Skopje via libera al governo ad interim con la decisione interna al paese. Prima le targhe, adesso la valuta, l'addio ai simboli di Belgrado, prevista anche la chiusura dei municipi paralleli. Economia, le imprese familiari si aprono ai manager, ma un leader su 3 ancora over 70 dall'osservatorio AIDAF Unicredit Bocconi, Triveneto, dal 2020 accelerazione nel ricambio ai vertici. Queste aziende sono più rapide nel ripartire dopo le crisi. Qui c'è uno schema delle imprese familiari nel Triveneto, il cambio al vertice nell'ultimo decennio, con le aziende che hanno effettuato un cambio e anche l'andamento in termini economici. Confindustria lancia il nuovo indice del PIL, il Nord-Est segna più 1,8% in collaborazione con la triestina Mod Finance. Ancora economia, Illy Caffè accelera in Italia e Stati Uniti, fatturato in crescita del 5%. L'amministratore delegato Scocchia conferma l'investimento da 120 milioni nello stabilimento triestino. Stabilizzate 60 persone, il lancio di Letta, reinventiamo il caffè al bar, l'esercizio 2023 e le previsioni del 2024, nonché gli investimenti che ha messo in campo
l'azienda. Nel 2026 pronti per la quotazione in borsa, stiamo rispettando la tabella di marcia, abbiamo grandi aspettative di sviluppo anche in Francia e in Spagna, ha detto proprio l'amministratore delegato Cristina Scocchia, secondo quelle che sono le previsioni dell'azienda. Investor Day di Generali, oggi riflettori sul piano delle assicurazioni, in un importante incontro. Ci sono anche notizie che provengono dall'industria. Teufelberger Radaelli, costruita a Trieste, la fune da Guinness, gruppo mondiale. La Teufelberger Radaelli, gruppo mondiale leader delle funi d'acciaio, ha conquistato un nuovo Guinness dei primati con FlexPack, la fune d'acciaio più pesante del mondo, ha un peso di 495 tonnellate e una lunghezza superiore ai 4 km. La superfune è arrivata al quinto record consecutivo in campo ingegneristico e tecnologico, è stata prodotta nello stabilimento di Trieste e ha richiesto un periodo di lavorazione di 7 mesi con oltre 50 persone impegnate tra progettazione, lavorazione e messa in opera. E quindi Trieste può avere questo piccolo vanto di essere polo anche di costruzione di importanti strumenti come queste funi d'acciaio piuttosto lunghe. IRPEF si taglierà anche nel 2025, il governo guarda alle classi medie, il ministro Giorgetti, una riforma per ridurre l'evasione, Leo difende il concordato, l'inflazione erode la ricchezza, l'intervento sul fisco e le previsioni. Come è cambiata l'IRPEF? Da 4 a 3 scaglioni, fino a 15.000 si paga il 23%, dai 15 ai 18.000 e fino ai 28 c'è la quota del 25%, da 2024 ci saranno 3 aliquote, quindi il 23% arriverà fino ai 28.000 euro, resta uguale quella nella fascia fra i 28.000 e i 50.000 che è pari al 35%, così come anche l'ultima, oltre il 50%, dove si arriva al 43%, previsto un taglio lineare delle detrazioni di 260 euro, la fonte è l'ANSA. Come detto, dai 4 ai 3 scaglioni fondamentalmente si abbassa la quota dai 15 ai 28.000 che era prima il 25% e passa unicamente al 23%, lo vediamo qui. Infatti l'IRPEF 2023 ha 4 aliquote, questo in azzurro, quello del 2024 3 aliquote, questo in rosso, viene abbassato, no? L'imponibile con la percentuale che viene a essere identificata in questa fascia di reddito, si abbassa di 2 punti percentuali fino ai 28.000 euro. Pagina della borsa, quindi il fondo con Matteo Struccul che parla di quell'inusuale elogio della famiglia guardando a Yannick Sinner e anche alla possibilità che ha avuto lui di scegliere il suo percorso sportivo. Franco Belci invece, tra libertà di coscienza e disciplina di partito, un argomento che mescola attualità e politica in questo spazio di commento. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità, anticipiamola di un minutino, giusto per poter poi aprire tutta la pagina della cronaca di Trieste, guarderemo anche in velocità anche Gorizia e Lisontino. Breve pausa, ci vediamo tra qualche minuto. Ben ritrovati, continuiamo con la lettura delle notizie del piccolo, siamo nella pagina dedicata a ciò che accade a Trieste e dintorni, provincia più che altro, sicurezza, telecamere, videosorveglianza potenziata, le telecamere in città salgono a 147, sono 112.500 gli investimenti dell'ultimo giro di installazioni di telecamere, ampliamento della videosorveglianza pubblica con 26 nuovi punti di ripresa e 4 telecamere di lettura targhe a copertura di 2 nuove zone, per arrivare a un totale, come visto, di 147 telecamere gestite direttamente dal comune di Trieste. Ieri c'è stato modo di poter approfondire questo argomento durante una conferenza stampa alla presenza degli assessori De Gavardo e Savino, che hanno fatto infatti la quadra della situazione delle telecamere in città. Andiamo a vedere dunque il servizio che è andato in onda ieri, c'è anche la mappa di dove sono collocate, per lo più in centro. Permetti
Potenziare gli occhi virtuali della città con nuove telecamere di videosorveglianza. Il diktat della giunta comunale prosegue senza indugi con l'investimento di nuove risorse, ovvero 112.500 euro attraverso il terzo e ultimo lotto dei finanziamenti regionali destinati all'ex UTI Giuliana per far crescere gli apparecchi del territorio comunale. Scuole, piazze e strade il focus dell'ultima tranche di investimenti, con impianti nei pressi delle scuole Dante Carducci nella sede di Via Rismondo, all'Istituto IAL di Via Pondares, alla Media Divisione Giulia di Viale 20 settembre, ma anche in piazza Garibaldi, in piazza Oberdan e in Largo Santos. Il progetto comunque parte dalla giunta di Trieste, però è anche sensibile soprattutto a quelle che sono le necessità del territorio. Andiamo a sentire i portatori di interesse e quindi ci rendiamo conto che c'è la necessità man mano di ampliare la videosorveglianza. La videosorveglianza sicuramente come deterrente, ma anche come strumento che aiuta evidentemente anche le forze dell'ordine nelle ricerche piuttosto che nelle valutazioni dei reati che vengono commessi in città. 26 nuovi punti di ripresa che portano il totale delle telecamere a 147, quelle gestite dal Comune. 4 nuovi impianti di lettura targhe a copertura di 2 nuove zone che hanno portato il totale a 17 siti controllati sul territorio municipale. E per il futuro si guarda a zone quali Altura e Valmaura. Oggi abbiamo presentato un ampliamento quasi del 20% della videosorveglianza sul nostro territorio. Direi che è un bel segnale nei confronti della cittadinanza. Non ci fermeremo qui però perché alcuni progetti sono già passati nel Comitato Ordine e Sicurezza e cercheremo di dare concretezza a questi progetti che riguardano ad esempio la zona dell'ospedale Maggiore e la zona di Piazza Goldoni nei prossimi mesi e poi tantissime sono le richieste da parte dei cittadini. L'ascolto del territorio per me è fondamentale e tantissime davvero sono le richieste di maggior videosorveglianza praticamente in tutti i rioni della città. E quindi la situazione poi descritta anche dal collega Piero Talandini guarda al futuro, lo abbiamo sentito, futuro la rete sarà estesa anche a Opicina dove è già comunque presente in maniera importante, Valmaura Roiano nell'area del Maggiore e a Borgo San Sergio. A domanda diretta al termine della conferenza al comandante Milocchi mi ha riferito che tutte le vie di accesso in città al comune di Trieste, facciamo degli esempi, via Commerciale, strada del Friuli, strada Nuova per Opicina, la strada costiera, via Le Miramare, tutta la zona, quindi da un lato ma anche dall'altra parte della mappa geografica della città e quindi verso Muggia, quindi via Flavia, verso la zona della strada della Rosandra e dintorni, tutte le vie diciamo di ingresso nel comune di Trieste hanno degli impianti di videosorveglianza, quindi non soltanto quelle che abbiamo visto essere disposte fuori da scuole, piazze, punti nevralgici e anche incroci pericolosi e vie principali, ma ci sono anche nei punti di entrata o uscita al territorio comunale. Questo mi è stato assicurato dal comandante. Acquamarina, cambiamo zona, le testimonianze shock dal giorno del crollo, ansia e paura. In aula il racconto di chi scampò il disastro, un'ex lavoratrice, per il trauma non riuscivo più a vivere. Avevo il terrore di tutto ciò che poteva ricordare una cupola. Se andavo in chiesa mi capitava di mettermi a tremare, perché associavo quell'ambiente alla cupola della piscina. E poi mi bastava sentire ovunque un qualsiasi rumore per aumentare l'ansia. Scatenare tutto era il ricordo di quel rumore così forte che ho sentito quel giorno e che poi ho saputo essere stato causato dai bracci metallici della struttura che stavano crollando. È un passaggio della testimonianza drammatica della triestina A.B. Una delle persone che stavano lavorando all'Acquamarina quel 29 luglio 2019, il giorno in cui si verificò il crollo della copertura della piscina terapeutica. Parole pronunciate durante l'esame dei testi del PM nell'udienza di ieri del processo che vede imputati davanti al giudice monocratico Giorgio Nicoli, l'ingegner Fausto Benussi, progettista esecutivo e direttore dei lavori per la realizzazione delle strutture della piscina, Pietro Zara, titolare dell'impresa veneta Zara Meccanica SRL, incaricata della manutenzione della copertura, e 2 addetti che stavano eseguendo i lavori il giorno del crollo, Giuseppe Pugliero e Octavian Ignat. Benussi è difeso dagli avvocati Carlo Pillinini e Guido Fabretti del Foro di Trieste, Zara dagli avvocati Nicola Properzi del Foro di Padova e Alessandro Mosca
Catelli del Foro di Vicenza, mentre Pugliero e Ignato sono entrambi difesi dall'avvocato Giulia Dellai, sempre di Vicenza. L'ipotesi di reato è cooperazione in disastro colposo, pena massima di 5 anni di reclusione. Il PM è il sostituto procuratore Pietro Montrone. Questi i riferimenti della vicenda. Mancato voto sulle azioni antiviolenza di genere, altra seduta d'aula sospesa in Consiglio Comunale, chiamata sospensione dopo la mancanza del numero legale della scorsa settimana che aveva costretto il Presidente dell'Aula Panteca al rinvio della seduta del Consiglio Comunale. Ieri la situazione si è ripetuta, sospensione e rinvio a nuova convocazione che avverrà in via telematica come nel periodo Covid a causa della chiusura dell'aula consigliare per tutto il mese di febbraio, causa lavori di ristrutturazione. Motivo scatenante un ordine del giorno a firma Valentina Repini, Partito Democratico, volto a trovare azioni di prevenzione e di coordinamento utili a contrastare la violenza di genere. Dopo la momentanea bagarre successiva all'intervento di Ugo Rossi di Insieme Liberi, lo stesso è stato bocciato. Trattandosi di una questione considerata dirimente dal centro-sinistra, le opposizioni hanno chiesto e ottenuto la sospensione della seduta e si sono ritirate in una riunione dei capigruppo, seguita da un'altra estesa a tutti i consiglieri. Al termine, dopo quasi 2 ore di sospensione, il centro-sinistra è tornato in aula chiedendo di trasformare l'ordine del giorno in una mozione di solidarietà sul tema. In relazione alla bocciatura dell'ordine del giorno e poiché non ci è stata manifestata l'intenzione di votare oggi la mozione del merito, ha dichiarato Laura Famulari, sempre del Partito Democratico, questo Consiglio Comunale continuerà contro di noi. Avete votato contro le politiche di contrasto della violenza di genere e questo ruolo non lo accettiamo. Subito dopo anche la consigliera Brandi di Forza Italia ha abbandonato l'Aula, non ritenendo di dover votare ordini del giorno di chi non è presente. Maggioranza rimasta da sola, quindi tutto il centrodestra è sensibile a questa tematica. Questa è la dichiarazione dei capigruppi Medau, Bernobic, Giorgi e Martini. Per questo abbiamo offerto la massima apertura per estendere un documento condiviso a una proposta concreta da costruire già domani, ma l'opposizione ha preferito strumentalizzare la situazione per avere 2 righe sul giornale. Spiace, hanno concluso i capigruppo di maggioranza, che l'opposizione non tenga ai suoi ordini del giorno. L'Aula è stata svilita dalle dichiarazioni di Ugo Rossi, così l'opposizione, e la maggioranza invece di votare a favore dell'ordine del giorno si è conformata alle sue dichiarazioni votando contro. Da qui la richiesta di una mozione urgente. Prima della bagarre, ad inizio consesso, era stato ricordato da Vincenzo Rescigno il generale di divisione Andrea Caso, per 5 anni comandante territoriale della regione militare FVG, e quindi poi si è usciti dall'aula. A Trieste un laboratorio di convivenza e pace, il vescovo, il circolo della stampa, con le sue parole a valorare il ruolo della città. Questo invece è l'inserto di cui abbiamo dato menzione nella prima pagina. Nord-Est economia, governo e risparmiatori, la saggezza necessaria, scrive Roberta Paolini, il risparmio affronta lo slalom fra i rischi. Diverse interviste e approfondimenti all'interno di questo inserto. Meno soldi in conto, una delle tendenze di quella che è una nazione, l'Italia, con un'alta propensione al risparmio. Ora si sta spostando anche sul lato degli investimenti. I BTP fanno ancora il pieno, l'esperto consiglia cautela, meglio diversificare i titoli di Stato e guardare anche a durate che guardino soprattutto a tempistiche medio-lunghe. Investimenti, 2 portafogli a confronto, così Consultic delinea le possibili scelte dell'investitore cauto o più aggressivo, la quota di azionario e quindi di volatilità e rischio come componente distintiva. Di fronte ai conflitti e ai focolai, con la crisi la tentazione più grande è di togliere i soldi dal tavolo e restare a guardare. Sono invece questi i momenti in cui si deve guardare all'investimento, dicono gli esperti. Quanto ti piace il rischio? Il mio viaggio da inesperta nel mondo del risparmio, una mappa per orientarsi fra i termini degli investimenti. Ci sono diverse parole chiave, diversi consigli da poter incamerare per poi buttarsi nel mondo degli investimenti. Volata del credito cooperativo, vincenti radicamento e fiducia, la prossimità e il rapporto personale con i dipendenti sono 2 fattori
che fanno la differenza. Dopo anni di tassi rasoterra, ora capitalizzare gli interessi, suggerimenti di Saverio Perissinotto, amministratore delegato di Eurizon, Intesa San Paolo, la top 10 dell'industria del risparmio, il gruppo Intesa San Paolo, Eurizon, Fideuram, Gruppo Generali, Amundi Group, Anima Holding, Poste Italiane, BlackRock, poi il gruppo Mediolanum, Allianz, JP Morgan Asset Management e AXA Immobiliare. Queste le top 10 identificate. Il debito è sostenibile, ma poi la crescita non servono nuove tasse, semmai taglia la spesa. Veronica De Romanis, economista alla Stanford University e alla Lewis, che guarda a quelle che sono le nuove tendenze e i nuovi strumenti, risparmi e risparmiatori, successione, la sfida cruciale del risparmiatore benestante. E poi vediamo ancora, in Europa ritorna il rigore finanziario, l'Italia sotto esame perché cresce poco. Il numero 1 di Arca Fondi SGR, Ugo Löser, che dice crescita frenata anche a causa di una carenza di offerta sul mercato del lavoro. I mercati, di fronte a scenari geopolitici di eccezionale gravità, fanno tutto un unico contesto. Crescono a nord-est i single family office, il patrimonio va gestito come fosse un'azienda. Marco Stevanato, ADD Sfem, gestisce gli investimenti della famiglia. Le imprese spingono sul crowd investing, così le start-up e le piccole e medie imprese vanno a caccia di fondi, quelle che sono le collette, brutto termine ma che rende l'idea, per investimenti e progetti. Il mattone premia Trieste, quotazioni in aumento e acquirenti da Germania, Austria e paesi dell'est. Varie aree del Triveneto attraggono investitori non solo dall'Italia. Mutui sui nuovi acquisti in calo del 40%, ma compravendite in contrazione, poco più del 10%. Molte famiglie italiane stanno utilizzando i risparmi per investirli nell'immobiliare, in grado di far fronte ad alta inflazione. Città, aree turistiche e aree vinicole nel nord-est suscitano interesse che si traduce in richieste di acquisto, soprattutto dall'estero. La variante geopolitica pesa sulle aspettative degli investitori, l'incognita sono anche le elezioni degli Stati Uniti. Treni verso il nord da Pordenone attivi a febbraio, destinazione Duisburg, passando per Cervignano, con anche le infrastrutture. ISA investe 6 milioni dei villaggi turistici. Poi l'energia rinnovabile, al via le comunità energetiche, attese entro 30 giorni le regole operative che disciplineranno modalità e tempistiche degli incentivi nella condivisione dell'energia. L'attacco informatico è il pericolo più temuto dalle aziende del mondo. Allianz Risk Barometer, con proprio questi rischi che ormai sono diventati molto gravi nel momento in cui vanno a colpire le aziende. Più Macher dagli spazzolini a un nuovo design, le aziende che si reinventano. Nel 2024 dell'Audi modelli nuovi con più attesa, l'imprenditore a capo della Motor Class sul nuovo, bisogna calcolare i tempi di produzione, ormai si produce su richiesta, non più a magazzino. Operazione energia in comune, i primi cantieri in via in estate. Firmato ieri l'accordo con Siram ed Era che riguarda la gestione del rinnovamento degli impianti, impermeabilizzazioni, generatori di calore, fotovoltaici, illuminanti a LED fino al 2026, interventi riqualificativi su 171 edifici. Il municipio risparmierà 500.000 euro annui. Vediamo anche in questo caso, o meglio sentiamo cosa hanno spiegato ieri nel salotto azzurro del municipio, sia i componenti della Siram che prendono in mano la gestione termica ed elettrica dei palazzi pubblici, quindi non soltanto le sedi del comune e le sedi distaccate, i centri civici, ma anche gli asili, le scuole dell'infanzia, nonché anche l'assessore Bertoli che era lì proprio a presentare questo progetto. Parte oggi la svolta green del Comune di Trieste, così difatti è stato definito l'accordo di partenariato pubblico-privato tra il Comune e Siram Veolia, che porta a una partnership di 15 anni affidando la concessione dei servizi energetici, termico ed elettrico degli edifici pubblici. Concessione, ma anche piano di ammodernamento. Nei primi 3 anni verranno eseguiti 171 interventi su altrettanti edifici, 250 gli immobili nell'arco dei 15 anni, molti di questi sono istituti scolastici. Prendiamo la responsabilità di garantire non solo
solo un risparmio in termini di costi, per cui appunto abbiamo dato i numeri che abbiamo visto prima, ma anche di consumi, il che significa che noi vogliamo valutare i nostri progetti e presentarli non solo dal punto di vista economico, quindi come risparmio, ma anche di impatto sulla città nel suo complesso. Noi vogliamo contribuire a questo riducendo le emissioni in atmosfera di CO2 e portando anche a rinnovo tecnologico, quindi migliore efficienza, ma anche aumento delle rinnovabili. Nella proposta c'è anche un punto importante di innovativo, che è quello di supportare la municipalità nello sviluppo di una comunità energetica, di cui oggi su tutto il territorio nazionale si parla molto, si è ancora fatto poco, si è ancora visto poco. Noi speriamo di essere un partner per Trieste per poter sviluppare magari la prima grande CER sul territorio nazionale. Come riferito, l'ammodernamento riguarda molteplici aspetti, dalla sostituzione dei generatori di calore e di circa 20.000 apparecchi di illuminazione con impianti a LED fino alla digitalizzazione dei servizi energetici. Gli interventi dei primi anni non dovrebbero avere un impatto sulle attività scolastiche o degli uffici coinvolti. L'intera operazione in termini numerici l'ha riassunta l'assessore al bilancio Everest Bertoli. Il costo interno in operazione, stiamo parlando di una concessione da circa 165 milioni di euro in 15 anni, sono previsti 26 milioni di euro, quindi messi prevalentemente dal privato, 23 milioni e 300 mila euro dal privato, un risparmio economico, come dicevo, di mezzo milione di euro, ma soprattutto un risparmio notevole, una riduzione notevole, 580 tonnellate di anidride carbonico in meno, quindi facciamo del bene anche all'ambiente, oltre al fatto che alla fine di questa concessione il parco tecnologico del Comune di Trieste sarà completamente nuovo e all'avanguardia e non avrà più bisogno di interventi di questa portata. Andiamo avanti con il piccolo, perché subito nella pagina successiva, ciclabile di Viale D'Annunzio, i tecnici difendono il progetto, adesso Trieste chiede la corsia su strada, vagliate tutte le alternative, l'assessore Babuder da altre opzioni, impatto su traffico e sicurezza, il Movimento 5 Stelle non si incentivi la velocità, come oggi a destra, come diverrà la pista ciclabile con il marciapiede Viale D'Annunzio invece a lato, l'intervento dell'assessore Babuder in aula ieri in commissione, quindi ci sarà lo spostamento della linea del posteggio, proviamo ad ingrandire un po' a beneficio di chi ci segue da casa ovviamente, ecco qua, questa è la linea che divide il prima, cioè, l'attuale che è qui a sinistra e il successivo con le bici, le vedete, la linea divisoria fra passaggio pedonale e passaggio ciclabile e lo spostamento con questa linea bianca dove vediamo il cassonetto dell'umido un po' più verso la carreggiata e quindi anche la rimozione di questo spazio per le auto. Questa è l'idea progettuale che, come molti si possono immaginare, non trova pieno consenso da parte dell'Aula, e quindi ci saranno altri momenti di discussione. Già ieri in commissione non sono mancati. Le notizie in breve: disagi per il traffico, scontro automoto, un ferito in via Svevo, incidente ieri verso le 17:45 in via Svevo tra un'auto e una moto, ferito il motociclista portato in ambulanza a Cattinara. Le sue condizioni non risultano gravi, sul posto anche la polizia locale per i rilievi e il traffico che è stato inevitabilmente rallentato. Intervento di soccorso, i pompieri liberano un peschereccio. Alle 18:30 di ieri la squadra del NSSA, nucleo subacqueo acquatico, del comando dei Vigili del Fuoco di Trieste, è intervenuta nel golfo, un miglio nautico al largo della diga vecchia, per soccorrere un peschereccio che, recuperando la rete, aveva issato a bordo un tronco di 15 metri. I Vigili del Fuoco, dopo aver verificato che a bordo non vi fossero feriti e che il tronco non avesse provocato danni, hanno tagliato con delle motoseghe il tronco, liberando l'imbarcazione che ha potuto riprendere così la sua navigazione. Mappa degli autovelox e telelaser questa settimana. Autovelox e telelaser lungo strada del Friuli, via De Marchesetti, viale Miramare, via Carnaro, la Costiera, la strada regionale 35 e strada per Basovizza. Questa è la comunicazione del comune. Scabbia, diagnosticata tardi e ora 2 famiglie contagiate, la segnalazione all'URP della regione. Tutto è partito dalla denuncia fatta dalla nipote di una donna di 93 anni. L'anziana è stata a Cattinara e poi all'ospedale di comunità e in 2 case di riposo.
qui la foto dell'ospedale di comunità all'interno del comprensorio ITIS, dove è stata ricoverata per un periodo la 93enne. Ladri al bar e al chiosco, 4 furti in 15 giorni da via Carducci in su, nell'isolato fra Coroneo e via Palestrina. 4 colpi in meno di 15 giorni messi a segno nello stesso isolato e ai danni di esercizi commerciali. I ladri hanno agito anche nell'ultimo fine settimana. Sabato notte hanno scassinato l'ingresso del bar Royal all'angolo tra via Carducci e via San Francesco e quello del chiosco di fiori in via del Coroneo. A metà gennaio invece ignoti si erano introdotti nel salone di acconciature Strada, sempre in via Carducci, e nel panificio Cadenaro in via Palestrina. La riscossione della pensione Chiava del mistero di Poggio, la scomparsa di Vito Mezzalira, congelata la delega alla compagna, con questo fatto di cronaca che sta per avere degli sviluppi. Addio a Cerne, anima della libreria Saba, si è spento a 82 anni, era entrato in via San Nicolò affiancando il padre Carlo nel 1967, l'amore per la cultura e il Carso. Magris, in lui c'era empatia, presenza mite e significativa. Lo scrittore dice: seppe raccontarmi quello spazio come i miei occhi da solo non poteva apparire, un posto che la città deve conservare, ed è infatti in stand-by il futuro di quegli spazi. Andiamo a fare il punto di questa situazione nel servizio. Mi sono definito vice brontosauro una volta in bar quando c'era l'avvocato Voldi, che scherzosamente gli avevo detto: mi sento vice brontosauro, e lui stranamente non aveva capito e mi ha detto: chi è il brontosauro? Intendevo lui. La battuta sarcastica non gli mancava di certo, ma soprattutto una conoscenza straordinaria del suo mestiere. La libreria antiquaria Umberto Saba perde il suo ultimo testimone storico con la morte di Mario Cerne, erede del locale di via San Nicolò, figlio di Carlo, che fu per lungo tempo il commesso della libreria del poeta triestino, diventandone poi socio nell'impresa. Cerne aveva 82 anni, lascia la moglie Flavia e la figlia Ada. Era il punto di riferimento di quell'antro oscuro, come ribattezzato dallo stesso Saba, fin quando vi è riuscito poco tempo fa. Appassionato di letteratura e storia della sua città e del Carso, si muoveva agilmente in quel contesto più unico che raro, in cui era possibile rovistare fra volumi storici, alcuni rarissimi, in un contesto unico fatto di scansie in legno e pavimenti in parquet. La libreria antiquaria ha tutti i libri vecchi che quindi qualche volta si trovano anche presso famiglie. C'è dal volume del 1484 alla storia di Trieste, la Divina Commedia stampata a Gorizia nel 1888, no? Gorizia da notare Austria, e tutta la Divina Commedia è un foglio solo, che sembra quasi impossibile. La libreria, chiusa proprio a seguito della sua malattia, dovrà essere oggetto di un intervento di ristrutturazione. A ricordarlo fra i tanti anche il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, che si sta già interrogando però sul futuro di quel sito storico. Ho incontrato stamattina l'avvocato Volli. Adesso purtroppo mi dispiace molto perché era una persona molto cara a me, però intendo dire lì bisogna decidere cosa fare prima di dire vogliamo fare qualcosa. Bisogna decidere, diceva Volli stamattina, cosa facciamo di quel luogo lì che è un luogo storico, però cosa fai? Lasci la porta aperta e basta? No, bisogna avere un'idea. Altre notizie: nuova caffetteria all'ex Pizza New in Largo Barriera, gli ambienti rilevati dalla Draw SRL dell'imprenditore Gustin. Lavori in corso negli spazi fra Corso Saba e via Carducci. In via 30 ottobre arriva fra un mese la prima spizzeria, 10° locale di una catena all'esordio in città, quindi 9 aperture a Trieste. A Muggia 13.539 turisti nel 2023, la tassa porta a 60.743 euro. Le previsioni di quest'anno prospettano un incasso di 80.000 euro per il comune. Il sindaco Polidori dice: così investiamo nel settore grazie al traino di Porto San Rocco. Il bancomat MPS a Prosecco sta funzionando a singhiozzo, i residenti sono contrariati perché debbono usare la tessera anche per comprare il giornale. Il presidente della circoscrizione Vidoni ha allertato la banca. Monumento ai caduti a Trebiciano illuminato di notte, fu Yasmina Gruden a vincere la gara per il progetto, vi hanno collaborato in tanti. A pagina successiva
Con il giorno del ricordo, paradossalmente proprio Trieste è in coda alle attività divulgative per i suoi studenti, scrive Renzo Codarin. La biblioteca Crise il mostra le riviste d'avanguardia del secondo dopoguerra. Velocemente le notizie di Gorizia, agenzia per i Balcani a Villa Luisa, alternativa è una sede Erasmus, i progetti principali del comune, Fondazione Coronini, conservati e consegnati i lavori da 3,4 milioni di euro del secondo lotto. Il sito può ospitare un incubatore digitale. Ancora Gorizia, l'IRPEF confermata allo 0,7% le fasce dell'Ilia. Il sindaco Ziberna dice è necessario applicare anche nel 2024 l'addizionale spese folli di bollette esenti i redditi sotto i 18.000 euro. Dal centro al buio alla 10ª MAS le interrogazioni in consiglio con l'opposizione in aula che è partita all'attacco. Rifiuti abbandonati in via Duca d'Aosta alle spalle del parco, torna l'iniziativa della raccolta farmaci invece sabato 10 febbraio. Qui c'è l'inserto che come abbiamo visto dal piccolo dal piccolo sezione di Trieste porta diversi consigli per risparmi, investimenti e tutto ciò che concerne l'economia e la voglia di utilizzare in maniera proficua il proprio denaro. Via la promozione turistica con 17 itinerari e 26 escursioni alla scoperta di Gorizia e di Nuova Gorizia. Qui ci sono diverse foto panoramiche, un laboratorio di ristorazione negli spazi dell'ex supermarket, le novità in via Carducci, l'inaugurazione degli spazi ad formandum preceduta da una tavola rotonda che si è svolta al Kinemax dedicata all'imprenditorialità, l'accoglienza e la ricettività in vista del 2025, un corso per gli addetti ai lavori. E Monfalcone, il papà del 23enne ferito in cantiere che dice vogliamo che sia fatta giustizia, grave infortunio alla Fincantieri, ci angoscia la possibilità che il nostro figlio abbia conseguenze, chi penserà a lui, dice il padre dell'operaio che è rimasto ferito. Più sicura la ciclabile lungo il canale Dottori con la sostituzione del vecchio parapetto, il tratto tra la centrale e la via Terenziana è molto frequentato dai ciclisti e necessita di una radicale sistemazione. Si allungano a Turriacco le ciclabili dei Cantanti, un nuovo percorso unirà la Faber e il Brasile. Con questo noi ci fermiamo per andare in pubblicità, tra poco di nuovo con noi in compagnia di Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle. Saluto di stile dopo nonno, no? Bentrovati in diretta con Sveglia Trieste, buongiorno ad Alessandra Ricchetti, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, bentrovata. Buongiorno, bentrovata. Allora svegliamo, parlavamo della Commissione Trasparenza, arriviamo subito al Consiglio Comunale che insomma ieri ha registrato una nuova fase di discussione all'interno dell'Aula, però apriamo e chiudiamo questo capitolo riguardo alla Commissione di Trasparenza. Lei è stata la Presidente nel primo anno, subito dopo l'elezione del Sindaco e la composizione delle commissioni. Ha ricoperto la Presidenza, poi dopo il suo anno è passata alla lista Russo.Franco, che fino ad adesso l'ha ricoperta con il consigliere Pasino. Ora sarebbe da passare il testimone a un'altra formazione dell'opposizione, che sia Insieme Liberi con Ugo Rossi, sia Partito Democratico o sia adesso Trieste. Però questi tre partiti, liste, non trovano la quadra riguardo il nome, riguardo a chi può in questo momento per impegni personali, professionali eccetera occuparsi della trasparenza, e quindi c'è in questo momento una fase d'attesa di chi ricoprirà questa commissione. Io le dicevo, e qui svegliamo il perché, a inizio ripresa dopo la pubblicità avete sentito la consigliera Ricchetti che ha detto condivido, perché io ho detto si è fatto tanto come opposizione, voi avete fatto tanto a voler sottolineare l'importanza della Commissione di Trasparenza, stride oggi non trovare un'intesa per chi le può presiedere, no? Cioè almeno io la vedo così dall'esterno, da parte terza di questa situazione. Io ritengo che la Commissione Trasparenza sia importantissima. Per me è stato un impegno notevole perché essendo il mio gruppo composto di fatto dalla mia persona a livello consigliare comunale, veramente il lavoro del Presidente richiede un approfondimento notevole
per predisporre tutti i testi, i documenti da poi porre all'attenzione e creare la commissione. Di argomenti ce ne sono, è importantissimo che si vada a proseguire con un lavoro. Io mi complimento anche con il collega Pasino, che ha fatto, anche vista la sua esperienza professionale, personale, ha fatto secondo me un buon lavoro. E adesso però andiamo avanti. Il regolamento richiede che ci sia una rotazione fra tutti i gruppi, però anche apre al fatto che se i gruppi non sono disponibili a mettersi in gioco, si ricominci con i gruppi disponibili, quindi troviamo una soluzione in modo che si vada subito a un nuovo presidente. Ecco, insomma. Lei si rende disponibile al caso? Sebbene, come ha premesso, è un qualcosa che per un unico, diciamo, rappresentante di una lista diventi gravoso? Assolutamente sì, nel senso che ritengo fondamentale, come dicevo prima, che ci sia una continuità di verifica, di controllo. Abbiamo visto che ci sono tante occasioni che varrebbe la pena approfondire. Certo che, dobbiamo dirlo, nell'ultimo periodo alcuni assessori hanno ritenuto di non dover rendere conto in Commissione Trasparenza. Sintomo di cosa? Di paura? Non lo so. A me quando una persona che lavora, che può fare errori o non errori, però non si rende disponibile a confrontarsi, a dare spiegazioni, e non lo fanno né dando risposta alle interrogazioni, evitando di presentarsi in aula per le domande di attualità e addirittura glissando con la presenza in trasparenza. Per me è ha un significato ben preciso, poi lascio veramente ai cittadini di valutare e fare le loro considerazioni. Del resto lo dicono anche loro. Quando abbiamo fatto presente, signori, c'è un regolamento che impone che gli assessori rispondano entro 30 giorni. E hanno detto, saranno i nostri elettori che valuteranno. Cioè, mi state a dire che il regolamento per voi non si applica perché noi abbiamo delle mozioni e delle interrogazioni, degli atti politici che sono lì da un anno, Cioè, certo. Dopo non venitemi a dire le opposizioni non presentano mai nulla, non fanno iniziative. Cioè. Le faccio un'ultima domanda sulla trasparenza, poi vedo c'è già una telefonata. Non è il suo caso, mi sento di dire, perché lei ha già ricoperto il primo giro, mi passi il termine giro, della Commissione Trasparenza. Però dalla maggioranza è detto non trovano la quadra perché tutti vogliono fare l'ultimo come dire, anno di presidenza per fare campagna elettorale, perché sei più a ridosso delle elezioni, hai più visibilità, hai modo di incalzare la giunta e quindi puoi anche fare campagna elettorale. Ripeto, non mi sento di dire che è il suo caso, perché lei ha messo la sua disponibilità all'inizio anche per fugare ogni dubbio, la rimette anche adesso, quindi insomma in qualche modo i fatti lo testimoniano. Può essere anche questo? Può essere sicuramente frainteso. Cioè può esserci questa cosa però. Allora tutti hanno le loro motivazioni, è chiaro che va valutato di non dare questa impressione, perché chiaramente i giochini indeboliscono poi la credibilità. Tutto poi può non essere. No, nel senso che non essendo io in gioco su questo non posso andare a commentare quelli che sono gli atteggiamenti. Io vorrei rincuorare. Può passare questo messaggio però. Può purtroppo passare questo messaggio. Ecco. E vorrei rincuorare perché vorrei anche dire
Beh, una delle cose dette da Ugo Rossi è stata: io sono un gruppo composto da una sola persona ha difficoltà a organizzarsi. Sì, è impegnativo, però sono la testimonianza che si può fare. Che si può fare. Ero lì dal primo, cioè non avevo esperienza di consiglio comunale perché ero stata presidente di circoscrizione, quindi ho fatto anche maggior fatica rispetto agli altri gruppi, proprio perché certo, dovevo anche ben comprendere quelli che potevano essere le regole, le possibilità, soprattutto le grandi possibilità. Chiaro. Abbiamo una telefonata, sentiamola. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Giulia. Sì. E volevo chiedere, visto che si parla di trasparenza, le delibere per chiusura di strade o roba del genere, no? Devono essere pubblicate sul sito, vero? Devono essere pubblicate sull'albo pretorio. E nel sito possono non essere pubblicate? No, sì, l'albo pretorio è un albo che sia visitabile anche dal sito. Perché non sono state pubblicate, non è stata pubblicata l'ultima delibera di apertura della galleria di Montebello. E così non si riesce a capire perché l'incrocio tra via dell'Istria, via Molinovento e via del Veltro non è stato ripristinato. Allora voi, avevo già telefonato una volta, avete detto che non so chi, perché non avete detto chi, aveva mandato una mail dicendo che era, la gente voleva tenerlo così, no? Allora, io dico questo: innanzitutto non vedo come un paio di cittadini, perché non so quanti possano essere, ecco, riescano a superare la legge che dice che una strada principale ha la precedenza. Ecco. Però se vogliamo tener così, va bene, allora si fa un semaforo, non si può lasciare quella porcheria. Perché non si può affidare un incrocio di quel tipo a uno specchio. Sì, allora bisogna capire se è una questione di delibera o di ordinanza, che hanno due io non iter trovo diversi. Nessuna delibera né ordinanza, niente, sul sito non c'è niente. Andrò a verificare. Ok. Grazie sul signora. Sito parlo, poi sì, se è appeso all'albo pretorio non lo so. L'albo pretorio è gestito dalla regione e ci si arriva sempre via sito del comune anche. Comunque è in capo alla regione. Sì. Dovrei, forse l'ho trovato, un attimo solo. Allora, questa è aspetta che la leggo perché ancora non è questa. Ordina il divieto di sostanza. Sì, a partire dalle ore 21:30 di martedì 11 luglio per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni in premessa. Istituzione di divieto di sosta e fermata, istituzione di divieto di transito veicolare per i velocipedi, sì, quella era quando non era ancora del tutto. Allora, quella che vi sto facendo vedere è dall'albo pretorio, è l'ordinanza, sì. Comunque la signora sta ponendo un tema della riapertura della galleria di Montebello. Secondo me effettivamente la signora pone un problema che avevo rilevato anch'io. Ci sono delle informazioni che magari sono presenti, ma sono difficili da trovare e questa di fatto è già un problema di trasparenza, perché se un cittadino ha difficoltà a trovare determinate cose, forse varrebbe la pena di fare un ragionamento maggiore su come renderle più raggiungibili e fruibili. Ecco, insomma, questo. Leggo una mail. Buongiorno, vi segnalo per l'ennesima volta la discarica che si trova nel piazzale della Ferriera. Oltre che essere uno scempio per la città e i suoi cittadini, è una fonte di inquinamento. Servola non merita questo e tantomeno i suoi abitanti. Trieste non è solo Piazza Unità, inoltre la pavimentazione è a dir poco schifosa. Forse sarebbe il caso di fare un giro con la vostra troupe, abbiamo detto, discarica nel piazzale della Ferriera. Ne prenderemo nota. Sì, grazie per la segnalazione. Altra mail dice: cosa servono tutte queste telecamere quando purtroppo la delinquenza cittadina è sempre più in aumento? Telecamere che spesso e volentieri non funzionano. A mio avviso ci vorrebbe
ci vorrebbero più forze dell'ordine sul territorio e soprattutto si dovrebbero espellere i clandestini dalla città in quanto sono i maggiori responsabili della delinquenza locale. I dati parlano chiaro, scrive Giorgio Marchesic su telecamere e sicurezza. Ancora una mail su quella che è stata presentata ieri come la svolta green del comune di Trieste, e dopo andiamo anche ad altri argomenti. Altro buon affare, si spendono più di 165 milioni di euro per risparmiare 500.000 euro annuali. I pannelli fotovoltaici previsti non hanno durata di 15 anni, quindi andranno sostituiti. Una macchina produce 1000 kg di CO2 da dimostrare se percorre 20.000 km annui. La mia ne percorre 4.000 di chilometri. La verità, in nome dell'ecologismo si fanno ottimi affari che pagano i cittadini tartassati, scrive Francesco. I 165 milioni li mette la Siram, non li mette il Comune. Il Comune risparmia 500.000 euro, da come è stato spiegato ieri, perché l'affidamento delle utenze della gestione dell'energia e del calore a questo colosso multinazionale sul cambio d'appalto consente un risparmio per le pratiche di approvvigionamento green, chiamiamolo così, rispetto al passato. Questo per fare un minimo di didascalia. Sì, Richetti, prego. Vedo però che ci sono degli interventi che sarebbero interventi anche molto minimi, però essenziali e che andrebbero affrontati. Faccio l'esempio, l'edificio, uno degli edifici principali in Largo Granatieri, tutti gli uffici hanno delle enormi difficoltà d'estate perché hanno problemi di raffrescamento, non essendoci dei mezzi di oscuramento di quelli banali che non costano cifre enormi. Le tapparelle, le tende, e comunque ci sono invece sempre in quell'edificio dei problemi d'inverno dove bisogna mettere riscaldamento a palla perché i serramenti non sono per nulla a tenuta. Quindi sì, per parlare di risparmio energetico e di minor costi, perché poi sono i costi che vanno a incidere poi sui cittadini di fatto, no? Bisogna fare un minimo di attenzione. Ecco. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno Bernardo, mi sente? Sono Oscar. Sì, prego. Buongiorno alla consigliera Richetti. Volevo porre una domanda riguardo a ieri sera che concerne il Consiglio Comunale. Sì, grazie, così ci dà modo di parlarne. Prego. Che me lo sono guardato tutto dall'inizio praticamente alla fine, che è terminato alle 21:01 per diciamo che il Presidente appunto lo ha chiuso a quell'ora lì. Cioè, era una cosa abominevole guardarlo, nel senso sospensioni continue per quel che concerne le riunioni dei vari capigruppo, rientravano dopo un quarto d'ora e si sospendeva di nuovo per altra mezz'ora e così via. Così è andata avanti praticamente la lettura degli ordini del giorno fino al numero 8. Dall'8 in poi è successo quello che è successo, l'opposizione è uscita per un disaccordo con la maggioranza riguardo ad una votazione, dopodiché sono rimasti da soli la maggioranza con il sindaco, che poi oltretutto sono andati avanti a leggerli tutti quanti gli ordini del giorno fino al numero 39, che c'erano 39 ordini del giorno, che anche ridendosela, raccontandosela, non so, si sghignazzavano fra di loro, lo si sentiva e lo si vedeva talmente perché l'audio in streaming era buono e si riusciva a capire. Addirittura c'era il sindaco che dava suggerimenti al presidente Panteca: andiamo avanti, dai, muoviamoci, chiudi, apri, chiudi. Non mi sembra un luogo adatto a questo tipo di comportamento, anche perché c'è qualcuno che guarda, per rispetto del luogo, per rispetto dei cittadini che hanno votato, non dico lei in particolare, ma nell'insieme, che hanno votato dei consiglieri e degli assessori, che si comportino in quel modo lì. La ringrazio e se mi può dare delle citazioni, se questo è una cosa che sia normale o meno. Buona Grazie, giornata e a risentirci. Grazie. Prego Richetti, ci racconti un po' come è andata ieri. Il signor Oscar mette il dito nella piaga.
Ieri è stato veramente, abbiamo toccato il fondo e abbiamo anche scavato. Cioè non noi, ma l'immagine che è stata data di un consiglio e delle istituzioni. È difficile, mi rendo conto che per chi guarda da casa sia veramente difficile capire non solo cosa stia succedendo, ma è imbarazzante per noi essere in aula. Ed è per questo che siamo usciti. Un'uscita completamente diversa dalle volte precedenti. Il significato era completamente diverso e per questo vorrei anche un attimino così spiegare, perché sennò è complicato. Premetto che questo giovedì sera qui a Ring il sindaco aveva già anticipato che per punire i consiglieri dell'opposizione che erano usciti la volta precedente avrebbe chiesto alla maggioranza di praticamente non votare tutti gli ordini del giorno, cioè tutte le proposte che le opposizioni facevano alla giunta attraverso il Consiglio. Ora, già questa è un'affermazione che corrisponde alla verità, ma dà una verità parziale, perché da sempre la maggioranza comunque fa muro, quindi è contraria a tutte le proposte. La stessa maggioranza che va peraltro a dire che le opposizioni non propongono mai nulla. Quindi anche qui lascio a voi giudicare. È stato imbarazzante come hanno trattato quell'aula e il significato del Consiglio. Il Consiglio deve essere un luogo in cui le varie rappresentanze, che vuol dire i cittadini che hanno votato il centrodestra, i cittadini che hanno votato il PD, i cittadini che hanno votato il Movimento 5 Stelle, i cittadini che hanno votato adesso Trieste e così via, sono lì rappresentati e lì vengono a essere portate tutte le richieste. Allora, si votavano ieri le richieste in merito alla programmazione della maggioranza, che vuol dire che la maggioranza ha preparato un testo che organizza tutti i lavori del 2024, ok? Cioè, come intende procedere questa maggioranza? In quel testo mancavano delle cose fondamentali, che sono la questione femminile e la violenza sulle donne. A mio avviso gravissimo, da donna lo dico, ma non lo dico solo da donna. Ero presente in università all'inaugurazione dell'anno accademico e in quell'occasione, davanti alle figure come il sindaco e Fedriga, è stato richiesto esplicitamente che le istituzioni facciano di più, ok? Quindi quasi tutta l'opposizione aveva chiesto di inserire un testo che facesse prendere l'impegno a questa giunta di interventi, di risorse, di sostegno, di tutela cioè delle donne che subiscono violenza e di questo fenomeno che è in aumento a Trieste. Abbiamo il 30% in più di richieste fatte alle associazioni di tutti i tipi, dal GOAP alle associazioni, ai consultori familiari, ce ne sono tantissime, tutte riscontrano lo stesso problema. Bene, l'unico intervento che è stato fatto contrario è stato aberrante, perché ha negato che ci fossero i femminicidi, ha negato che ci fossero le violenze domestiche, lo ha negato, e poi tutti hanno votato, cioè tutti quelli della maggioranza hanno votato in maniera contraria su un tema delicatissimo. È inutile venire lì con la cenere sul capo quando c'è una donna che viene
viene uccisa o ci sono dei bambini che assistono a delle cose che saranno rovinati per tutta la vita. È inutile. E poi in aula risolini su questa proposta. Allora la richiesta dell'opposizione, e qui spiego ad Oscar questo via vai, ci sono state delle richieste di uscita e di confronto richieste dal presidente Pantecca. Le ultime sono state fatte dalle opposizioni che hanno richiesto alla maggioranza, signori, non vi siete accorti cosa avete fatto? Perché per una questione di voler mortificare le opposizioni avete votato dicendo che il femminicidio è una baggianata. Cioè, ma vi siete accorti? Allora cerchiamo di non uscire con questa immagine, perché è gravissima. E mortificare le donne che hanno problemi di violenza, diciamocelo, e mortificarle queste. Io mi rendo conto che ci sono state persone che io conoscevo che si sono buttate anche giù da edifici nostri perché non trovavano sostegno nel mondo civile e dovevano affrontare da sole le violenze in casa, violenze domestiche. Quindi una cosa gravissima. Abbiamo dato la possibilità, hanno detto oggi no, valuteremo i prossimi giorni se far qualcosa a riguardo. Io lo ritengo gravissimo. Ecco, dopo casomai ne parliamo ancora, vedo che c'è una... Sì, abbiamo Gianluca Paladin che si trova questa mattina in via Rossetti, se non sbaglio, e quindi andiamo da lui. Cedo subito la linea al collega, buongiorno. Sì, buongiorno Bernardo, a te, alla tua ospite, a tutti i telespettatori. Allora, siamo qui per soddisfare la mia ben nota passione per la viabilità e l'urbanistica. In realtà devo dar credito proprio a Marco Calabrese che regge la telecamera per avermi anche un po' consigliato questo spunto e in effetti siamo arrivati forse al momento giusto. Allora, l'incrocio, scoperti i semafori in via Rossetti, angolo via Crispi, i nuovi semafori che come vedete per ora sono lampeggianti. Una situazione particolare quella tra via Crispi e via Rossetti. Da un lato c'erano anche richieste peraltro della cittadinanza per piazzare questi nuovi semafori in questo incrocio per poter fare in modo che i passaggi e la viabilità venisse tra virgolette gestito un po' meglio. Magari c'era chi si metteva fuori col muso da via Crispi con la macchina per immettersi poi in via Rossetti o per passare oltre e da sotto in salita magari a gran velocità arrivava un'altra auto oppure doveva passare un pedone anche per esempio e ci potevano anche essere dei piccoli rischi. Quindi da un certo punto di vista la richiesta proprio anche, o meglio, insomma è stata accolta con favore la decisione di mettere un semaforo. Dall'altro lato già alcune polemiche per il fatto che esiste già un semaforo sotto all'inizio della rampa per così dire di via Rossetti e quindi le persone dicono speriamo che questi semafori quando saranno completamente in funzione siano coordinati perché sennò c'è c'è uno stop continuo e quindi insomma la viabilità potrebbe risentirne. Questi semafori che vedi attorno Bernardo sono tutti nuovi, fino a ieri o l'altro ieri mi pare erano completamente coperti con dei sacchi neri insomma, quindi non si vedevano, adesso invece sono stati completamente scoperti, sono ancora lampeggianti, credo che ci dovrà essere ancora un passaggio forse da effettuare, però di fatto questo incrocio che per ora come potete vedere continua a essere gestito come prima, quindi con le normali regole della precedenza, dovrebbe in teoria forse già da oggi ma comunque dalle prossime ore dovrebbero essere attivi questi nuovi semafori che di fatto interromperanno quindi la corsa delle automobili come un incrocio normale vero e proprio e quindi bisognerà fermarsi, attendere
e attendere come sempre il proprio turno. Questa è la problematica che veniva evidenziata prima, no? Le persone con la macchina passavano qui per via Crispi, arrivavano fino a mettersi fuori col muso, nonostante ci sia lo specchio peraltro, per vedere se qualcuno passava, e anche i pedoni mettevano fuori la testa o magari passavano in fretta con il rischio di essere purtroppo investiti. Invece con questi nuovi semafori, insomma, questo pericolo dovrebbe essere eluso. Sì. Però, ripetiamo, ci sono già i semafori sotto, nella parte bassa di via Rossetti, immediatamente qua sotto, praticamente all'incrocio con il viale, e quindi la gente ha già iniziato a dire non vorrei che una volta superato un semaforo una persona, per avere la garanzia di prendere il verde, sgasi ancora di più e tiri l'accelerata, magari insomma superando i limiti di velocità e quindi rischiando anche incidenti. Insomma, questa è la situazione, un nuovo incrocio di fatto con nuovi semafori in città che però per il momento, Bernardo, rimangono lampeggianti. Però rispetto a ieri la novità è questa, li possiamo tranquillamente vedere, si vede che sono nuovi peraltro, e bisogna capire quando entreranno in funzione nella maniera normale, classica, perché per adesso appunto vale la regola del lampeggiante, quindi insomma in assenza del vigile che coordina ovviamente le normali regole della strada, con i diritti da precedenza. Questa è la situazione che volevamo mostrare questa mattina. Non so se può essere anche spunto di conversazione anche per le telefonate e le mail dei telespettatori che ci contattano a Tele4. Bene Bernardo, è tutto per il momento da via Crispi angolo via Rossetti, ti restituisco la linea. Allora, grazie a Gianluca Paladin, saranno contenti i neopatentati che impegnano via Rossetti, che mi ricordo che quando si faceva la patente con quelli che erano i miei coetanei era un po' l'incubo, speriamo che non mi porti in via Rossetti, vero, ancora vero. devo fare col freno a mano, no? Io l'ho fatto proprio l'esame, l'ho fatto però era verde, ho avuto fortuna, sono andato dritto senza rallentare. Abbiamo una telefonata, dopo andremo in pubblicità. Buongiorno. Pronto, buongiorno? Buongiorno, prego. Sì, buongiorno, sono Donatella. Volevo fare un quesito alla sua ospite, cambiando argomento, sulle fonti alternative, visto che loro sono abbastanza sensibili all'argomento. Come mai nessuno ha pensato, o se qualcuno ha pensato non ha portato avanti o non ha potuto andare avanti col progetto di un parco fotovoltaico in Cava Facanoni? Brava. Penso che sia un sito regionale. L'ho fatto. Non degradato, ma insomma dovrebbe essere l'ideale come posizione, come esposizione, come protezione per un parco fotovoltaico che per la città sarebbe oro. Oro. Grazie. No? Dopo Questo. Uno. Assolutamente. Secondo, in alternativa alla cosiddetta ovovia, perché non si pensa di sfruttare come una diciamo metropolitana leggera la linea già esistente che c'è fra Villa Opicina e Campo Marzio, magari non facendo delle stazioni intermedie, perché una mi pare dovrebbe essere dove c'era la centrale del latte in strada per Fiube, ma diretta Villa Opicina Campo Marzio, porterebbe via un sacco di traffico dall'altopiano, c'è possibilità di parcheggio sia a monte che a valle, non so se c'è da coinvolgere le ferrovie, insomma domando solo se la cosa è fattibile o se sono idee campate in aria. Grazie tante. Grazie. Allora, parcheggiamo un attimo queste domande molto interessanti, dobbiamo andare in pubblicità, dovevamo farlo 6 minuti fa, quindi breve pausa, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia della consigliera del Movimento 5 Stelle Alessandra Ricchetti. Le due domande di Donatella che ha chiamato poco fa, fonti energetiche e parco fotovoltaico e possibilità di utilizzare le tratte di ferrovia già esistenti oggi che sono dedicate al trasporto merci che collegano la città. Allora, io la ringrazio perché due temi molto importanti e diversi dal solito, peraltro. Da subito, nel primo consiglio di bilancio, io avevo proposto proprio di valutare un progetto
per il riutilizzo di cava Faccanoni, che, come ha detto la signora Donatella, ha un'esposizione ottima, è esposta verso il sud e sarebbe perfetta per un palco fotovoltaico. Lo studio che avevamo attraverso alcune figure che hanno conoscenza in quest'ambito, ingegneristiche in quest'ambito, lo studio che avevo visto io, letto io, dava che costruire un parco fotovoltaico lì avrebbe erogato l'energia per 14.000 famiglie a Trieste. Insomma, non è irrilevante, 14.000 famiglie che avrebbero goduto dell'elettricità, insomma, è un qualcosa che secondo me valeva la pena prendere in considerazione. Come dicevo prima al signor Oscar, in tutti i consigli che in cui noi facciamo delle proposte come opposizioni, il centrodestra si guarda bene da prenderle in considerazione in merito alla proposta, anche semplicemente di dire ok, per me non è realizzabile, però ci informeremo. No, le cassano senza nemmeno guardarsi indietro. Se non fosse che dopo un mese circa che io avevo fatto questa proposta, questa proposta era stata poi portata in consiglio regionale. Dopo un mese circa, e se non sbaglio proprio l'assessore Scoccimarro aveva detto che avrebbero pensato di portarla avanti. Io a quel punto avevo detto: signori, le mie idee ne ho tante, le do volentieri, l'importante è che le cose si facciano. Le do gratis. Le do gratis, ma l'importante è che le cose si facciano. Però è stata subito colta, che bello, non se ne sente più parlare. E vabbè, è peccato. La ferrovia. Da quello che ho capito la soprintendenza ha posto un veto per la cava Faccanoni, così mi pare delle ultime proprio dall'assessore. Ma però non lo so, io la trovo difficile, anche perché si sono modificati i regolamenti, le leggi riguardo proprio i pareri del soprintendente, proprio per fare sì che anche in alcune zone dei centri storici sia possibile applicarli, perché il beneficio che abbiamo è innegabile. È innegabile, certo, è innegabile. Certo. E se noi fossimo riusciti a portare avanti questo progetto, di fatto saremmo meno dipendenti anche dal gas. Quello, certo, cioè, certo. Questo è un dato di fatto. Ferrovia. Di ferrovia, io sono sempre stata assolutamente, non è un'idea che è mia, se ben ricordo è addirittura un'idea di Basa Poropat, giusto per essere corretti, di una metropolitana leggera. La trovo un'idea che sarebbe stata assolutamente interessante da portare avanti, perché avrebbe messo in collegamento addirittura Capodistria fino al nostro aeroporto di Ronchi. Adesso, come si diceva anche in fuori onda, è un pochino più complicato, perché io trovo che Zeno D'Agostino è stato bravissimo e ha utilizzato le risorse che c'erano, che noi abbiamo e che formano una rete intorno a Trieste, che mettono in collegamento Campomarzio, che mettono in collegamento Opicina, che mettono in collegamento il porto, che vanno verso Barcola. È riuscito a metterle in funzione e a trasferire la maggior parte del traffico che era su gomma, quindi di tir che arrivavano in città estremamente inquinanti, e l'ha trasferito su ferro. Bravissimo, bravissimo. Mi dispiace che non abbiamo avuto delle figure politiche
a livello appunto comunale a quel livello, perché avremmo risolto buona parte del traffico nostro. È inutile a pensare altri ring, questo sarebbe stato il vero ring. Io mi ricordo che quando era stata fatta questa proposta, la prima cosa che avevo detto, avrei preso volentieri nella mia dea in via Cumano c'era una vecchia stazione, avrei preso volentieri la stazione lì per arrivare, io lavoro a Mirammare, per farmi il giro senza utilizzare la macchina. Un'altra occasione persa, adesso diventa un pochino più complicato, perché gestire la stessa linea per un traffico merci così sostenuto è un traffico appunto non privato, del pubblico, delle persone, sarebbe un qualcosa non impossibile, ma da valutare. Molto difficile. Ecco, diventa un pochino più complicato. Sentiamo la telefonata, poi leggeremo un po' di mail, che sono tante. Buongiorno. Buongiorno a lei, Gulotta. Buongiorno a lei, consigliere Ricchetti. Allora, io volevo dire una cosa che mi è successa ieri, no? Sì. Praticamente al bivio fra l'incrocio fra via Fabio Severo e via Coroneo, in alto, dove c'è il bar sull'angolo, sì. Ci sono macchine in seconda che partono dalle carceri, proprio in seconda, si arriva su sempre in seconda, al limite con la via Fabio Severo c'è un'officina che tiene le macchine in seconda, anche fanno le manutenzioni sul marciapiede, in strada. Insomma, ieri c'era un camion che che prendeva la differenziata sa che hanno fatto quella rotonda per evitare proprio incidenti, perché ci sono state anche dei brutti incidenti sulla via Fabio Severo, no? Con l'incrocio con l'ospedale ex militare. Sì, sì. Allora, lì c'era un camion che prendeva la riciclata e naturalmente si attende, perché insomma, no? Però il problema è che anche quelli che dovevano svoltare a sinistra, in giù per via Fabio Severo, non si poteva passare, perché tutte le macchine sono in seconda. Era un disastro, la fila arrivava fino in via Rismondo. Allora io dico, come si può nel 2024 avere un'officina, diciamo, in centro città? Perché lì è centro città, con tutti i loro comodi, perché lei come gira giù per via Fabio Severo ci sono anche tutte le macchine in seconda, per cui la corsia per girare in via Fabio Severo anche lì è tutta occupata. Sì. È un disastro e mi fa specie che quando fate la diretta con la polizia locale c'è una telecamera che riprende quel punto e vede i problemi che crea questa officina e tutte le altre macchine. Perciò io non riesco a capire perché non prendano dei provvedimenti, perché è palese, è evidente. Riprendete anche voi quando siete in diretta quel pezzo di strada. Per cortesia, se potete intervenire e fare qualcosa voi, perché non è possibile, è una cosa che si prolunga da anni. Grazie. Grazie signora, magari Gianluca Paladina, a cui ora diamo la linea e non è troppo lontano, può fare un passaggio proprio lì. Gianluca. Conosco la storia, Bernardo, e poi te ne parlerò e ti spiegherò anche perché. Allora, siamo rimasti invece in una zona vicino dove eravamo prima, vicino a via Rossetti, via Crispi. Ora siamo in via Gatteri, nella strada che scende e che arriva a viale 20 settembre. Non sia mai che non raccogliamo, anzi grazie Bernardo che me l'hai passata, le segnalazioni dei nostri telespettatori. Sì, Max ci ha scritto. E una persona ci ha scritto. Ecco, c'è scritto: andate a verificare per favore il marciapiede, lo stato in cui è messo come dissestato, quello che porta da via Gatteri, che percorre tutta via Gatteri e che porta appunto in viale 20 settembre. Ora noi siamo qua e lo facciamo vedere, effettivamente è dissestato. Mi viene una battuta che non voglio che suoni come una provocazione, per carità, quindi prendetela per quello che è, ma
nulla di diverso di quello che vedo in tutti gli altri marciapiedi della città, o quasi, nel senso non mi sembra una roba nuova, però giustamente noi la rileviamo e siccome la segnalazione è arrivata la passiamo. Sì, è vero, si potrebbe fare qualcosa, più che altro passa parecchia differenza tra questo tratto e quello vicino al viale, che è messo decisamente meglio, quindi effettivamente lanciamo questa segnalazione per vedere se questa zona si può sistemare, ma è un po' come Sì, stiamo riprendendo quello, infatti, siamo in diretta. Vuole lasciare una parola, un commento? Ma chi è che parla? Aspetti che glielo chiedo. Andiamo Vieni Marco. verso, perché abbiamo una voce dall'oltretomba, sembrava. Guarda che bel cagnetto. Qui già una volta è successo. Ok, che la gente cade per terra. Sì, poi sono venuti là, hanno messo un pochino di questo asfalto, vedi si è già tolto, risolto il problema. Mi hanno anche chiesto una sedia per far sedere la signora. Ma io faccio il parrucchiere, non ho sedie, ho poltrone. Ecco, guarda tu. Infatti stiamo raccogliendo la segnalazione, io facevo anche una battuta, dicevo, anche in altre zone della città peraltro, non solamente qui. Sì, non è mica solo in via Gatteri. Tutta la città è così. Cosa andrò su Tele 4? Sì, lei già... come dire. Piacere, Paolo Atelier. Grazie per la segnalazione che abbiamo raccolto. Però comunque. È vero, però è vero. Io ho visto persone camminare qua, intopparsi e cadere di là. Vedi, è tutto dissestato. Tutto così. Ok. Sì. Lei ha già fatto segnalazioni? No, quel giorno erano venuti i vigili quando era caduta la signora e io pensavo che aggiustassero bene un pochino di asfalto, una bella toppa, risolto il problema. Va bene, grazie per la segnalazione, la raccogliamo. Ciao. Buon lavoro. Va bene, arrivederci, buon lavoro, grazie. Abbiamo raccolto così anche in diretta un'altra segnalazione. Sì, esatto, Bernardo, quindi noi abbiamo avvisato che eravamo pronti su Tele 4, infatti. Bene, allora io ho provato anche a contattare il sindaco, non mi ha ancora risposto, vediamo se lo farà e vedremo anche di raccogliere, di portare anche a lui magari direttamente queste segnalazioni. Intanto da via Gatteri è tutto, a te. Grazie. Io tornerei sulla viabilità però. Una mail infatti dice, arrivo subito a lei, rispetto a quello che abbiamo visto prima, cioè l'incrocio di via Crispi con via Rossetti, speriamo però che vengano rispettati i segnali verticali, cioè il divieto di sosta, ovviamente. Prego. Allora, insomma, su quella viabilità di via Rossetti, lì una soluzione doveva essere trovata perché effettivamente di incidenti anche importanti lì ce ne sono stati. Complici le auto che erano parcheggiate sulla sinistra, di fatto scooter e automobili erano costretti ad avanzare molto in una posizione che di fatto era pericolosa e complice anche la discesa, tu vedevi all'ultimo se arrivava una macchina che prendeva la rincorsa e quindi ti arrivava a tutta velocità addosso. Non lo so se sia la soluzione ottimale, mi viene da pensare, non lo so, è stato valutato per esempio di portare le automobili che sono parcheggiate lì o eliminarle. E oddio mio, non sia mai che si vanno a togliere via parcheggi. Ce ne sono 4 lì, però avremmo potuto metterli dall'altro lato, no? Mi viene da pensare, io non ci vedo, in questo momento non sono un urbanista, però non ci vedo un problema di spostare i parcheggi dall'altra parte. E questo avrebbe permesso una completa visuale di fatto. Perché il problema che io ci vedo è per tutte le famiglie che stanno lì, che abitano quei condomini, insomma già avevano problemi di inquinamento perché non si può aprire la finestra in via Rossetti perché appunto tutte le macchine sgasano e quindi si faranno un maggiore aerosol perché se devi prendere tre semafori, tre volte hai la macchina stop che and produce go, continuo. stop and go.
Io faccio una considerazione poi anche riagganciandomi a quello che ha riportato la signora rispetto via Fabio Severo, sì. E mi permette anche di rettificare quello che c'è oggi sul piccolo. Io ho fatto una dichiarazione completamente diversa al piccolo durante la commissione di ieri, quando si andava a prendere in considerazione la ciclabile. È quello che mi ero permessa di dire, il consigliere di adesso Trieste aveva portato le sue istanze per far rivedere il progetto della ciclabile e aveva fatto delle proposte di alternative. Concordo che quella ciclabile così come è messa è una ciclabile a mio avviso molto complicata, perché si va a utilizzare il marciapiede e a condividerlo, si vede anche dalle immagini del piccolo, il marciapiede verrà condiviso tra i pedoni e le bici e i dehors. Attenzione, e i dehors. Allora, cosa vuol dire? Che nello stesso spazio, che sono d'accordo è ampio, si faranno delle corsie in cui ci saranno i pedoni, ci dovrebbero essere i ciclisti e ci saranno i tavolini. Ora, siamo a Trieste, purtroppo i nostri pedoni non hanno ancora l'abitudine di convivere con i ciclisti, e i ciclisti non hanno l'abitudine di convivere con i pedoni. Io mi immagino una coppia con bambino o una coppia di anziani col cagnolino che si siede su quei tavolini, si alza e deve valutare che a 5 centimetri da dove ha messo dove si è seduta passa la bici a 15-20 km orari. Signori, cioè, io mi immagino anche semplicemente il cagnolino che si butta in mezzo alla strada, perché, non in mezzo alla strada, in mezzo al marciapiede, e che fa ruzzolare perché ha il guinzaglio, non sto dicendo nulla, ma insomma questo... Allora, secondo me questa è una follia, una follia. Io ho capito che se tutto funziona sarà tutto, che otterremo un miglioramento, perché con quei soldi verrà rifatto il marciapiede. Okay? I soldi della ciclabile consentiranno di rifare il marciapiede. È chiaro che sarà meglio, è chiaro che abbelliremo e sarà meglio. Però ho sottoposto in commissione questo problema e ho detto: forse dobbiamo cominciare a ragionare in maniera diversa. Una bicicletta, io vado in bicicletta con bicicletta assistita al limite dei 25 km orari, però i 25 km orari li fa in discesa o anche sul il falsopiano. Io vado anche a 28 km orari, che sono una cifra importante per impattare su un pedone. Sicuro. Ok? Se in alcune aree, e quindi sarebbe opportuno che io e il pedone non condividiamo strade insieme, almeno io la vedo così, sarebbe opportuno, perché il mio è un mezzo. I bravi ciclisti, quelli che hanno più gambe di me, in certe occasioni, specialmente in discesa, guardavo l'altro giorno con la mia bicicletta in discesa, sono andata a 45. Lì, Viale D'Annunzio, è in pendenza, sì. In pendenza, quindi io posso andare a quella velocità. È opportuno che io venga considerata mezzo. Cioè, allora, il problema è un altro. Come facciamo a convivere la mia bicicletta con... Io vado anche su con lo scooter e vado anche in macchina. Quindi come facciamo a far convivere questi tre mezzi sulla strada in modo che appunto non vadano in competizione le biciclette e le macchine? Forse varrebbe la pena, e questo è stato il mio ragionamento, di ridurre la velocità, ma così come è scritto si capisce tutt'altro.
forse varrebbe la pena, come c'è in altri paesi, per esempio da anni in America, da anni in Inghilterra e ora anche in altre città dell'Italia, varrebbe la pena in alcune zone, non per tutte le vie di Trieste, ma alcune zone, di renderla a velocità 30, anche perché non so se avete considerato la velocità media in città, con il traffico che abbiamo si va tra i 25 e i 30 km orari, 31, 32, qualcosa 29. Questa è la velocità che si ha, con dei pezzi che però uno può accelerare perché può raggiungere i 50. Allora, se in alcune zone riduciamo un pochino la velocità, favoriamo che ci siano più biciclette, le persone anziane che devono andare con l'auto avranno la possibilità di farlo, ma semplicemente dovranno ridurre un pochino la velocità per evitare di fare danni non solo sulle biciclette, non solo sugli scooter, ma anche sui pedoni. Se non soprattutto. Però ricordo che, e ritorno alla signora di via Fabio Severo, che dobbiamo arrivare a ridurre le macchine, perché se continuiamo a avere macchine che fermano in seconda fila, camion che fermano in seconda fila, questo non va a vantaggio di nessuno e quindi una soluzione di pianificazione urbanistica va fatta in quella direzione. Spero di aver chiarito il mio messaggio sul piccolo, perché sul piccolo è detto tutt'altro. Grazie ad Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle per essere stata con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Ci fermiamo poi alla pubblicità, tra poco. Andiamo in diretta con Sveglia Trieste, con noi Andrea Giovannini, consigliere della terza circoscrizione di Forza Italia, ben trovato. Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno dunque a Giovannini, abbiamo tante mail ancora ereditate dall'ora precedente. Volevo dire ai signori della sinistra che loro hanno sì 10.000 firme contro l'omofobia, ma volevo ricordare che a Trieste siamo 200.000. Se riuscite anche ad avere notizie riguardo l'aumento di 50 euro di affitti ATER, arrivati ieri, ci stiamo informando proprio con l'ATER su diverse situazioni e anche quella degli affitti è una di queste. Altre mail che sono arrivate soprattutto negli ultimi minuti. Buongiorno, ho letto sul piccolo ieri che il Comune ha deciso sul futuro dell'ex Pavan in via Frausine, ma la Giunta Comunale sa che quello spazio viene usato dalla scuola slovena come spazio palestra, ricreativo e varie recite dei bambini. Serve fare un'altra palestra visto che c'è già quella degli amici di San Giacomo proprio nella via dietro, e non sarebbe meglio invece ripristinare la piscina del Da Vinci chiusa da anni? Grazie e buona giornata, ci scrive Gabriella. Questa è la zona di San Giacomo in particolare. Beh, sappiamo, Giovannini, che gli spazi sportivi sono richiestissimi in tutta la città. Beh, indubbiamente, io dico sempre, quando metti €1 per l'impiantistica sportiva fai un bene per la cittadinanza che è illimitato. Poi ovviamente sulle palestre in particolare maniera siamo veramente in difficoltà, ce ne sono poche, quelle che ci sono non tutte sono omologate per le partite e via dicendo, quindi se c'è la volontà di costruirne un'altra ben venga e saremo noi i primi a dare man forte all'amministrazione comunale affinché si possa fare. Andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno, parla con me Battistella Marina. Sì, prego. Perfetto, grazie. Io ho cercato di prendere la linea, anche se la cosa probabilmente in questo momento non vi interessa, però volevo segnalare che venerdì scorso alle ore 19 circa io ho fatto una terribile caduta in via Tarducci, all'angolo praticamente con via Coroneo, dove c'è il marciapiede dissestato e mi sono fratturata il naso, ho avuto un trauma cranico, sono stata soccorsa da dei passanti e poi da una gentile portiera del palazzo della regione che mi ha offerto una seggiola
e dopo un poco anche del ghiaccio. Di questo può essere testimonianza anche l'assessore Marro, che è entrato e ha sollecitato la signora a mettere la sedia all'interno del palazzo invece che lasciarmi proprio sulla strada, dove a quell'ora i passanti erano piuttosto numerosi. Sì. A scapito di fraintendimenti, io quella sera non ho voluto essere portata all'ospedale. Sono andata alla mattina successiva, ho un trauma cranico, rotto il setto nasale e mi sono fatta praticamente 2 giorni tra un ospedale e l'altro. Sì. Ecco, quando io ho chiesto se potevo fare qualcosa, mi è stato risposto anche dai presenti non stia a fare niente perché quella strada è del comune, deve fare una causa al comune. Però mi è stato anche riferito che ci sono stati già più incidenti sempre nello stesso punto, i quali sono andati in ambulanza perché avevano ferite ancora più gravi evidentemente delle mie, però quando hanno saputo che bisognava ricorrere contro il comune hanno desistito. Ok. Io vorrei sapere da voi qualche cosa, com'è possibile che un ricorso contro il comune duri così tanto tempo, costi così tanto tempo. Vi ringrazio. Grazie signora, in bocca al lupo e buona guarigione. Grazie molto. Grazie. Buona giornata. Grazie, si rimetta presto. Sì, dinamiche più legali che politiche o diciamo, come dire, discorsive, nel senso che chi le ha consigliato di poter muovere eventualmente causa verso il titolare della strada, sia esso il comune, indifferente quale ente, è un atto dovuto e legittimo da parte sua, se si è fatta così male come anche ci ha descritto. Poi che una causa contro un ente pubblico o parastatale sia lunga e farraginosa è un dato di fatto. Entrano in campo perizie, controperizie, avvocati, testimonianze che valgono anche fra privati, ma forse fra privati se la si sbriga prima. No, può essere, invece con l'ente pubblico probabilmente più lunga. Non ho diretta esperienza, quindi parlo da ignorante. Chi le ha detto però che evidentemente la procedura è piuttosto complessa, probabilmente gliel'ha detto a ragion veduta. Ecco, non mi sento di aggiungere altro, anche per rispetto del suo infortunio. Indubbiamente una chiacchierata con il suo legale non farebbe male, insomma, così capisce un po' quello che è la situazione e cosa si può e cosa non si può fare. Terza circoscrizione vive di situazioni di questo tipo, no? Non dico di cadute frequenti come se fosse pioggia, però di zone segnalate come pericolose. Sì, le segnalazioni sulle zone pericolose della circoscrizione arrivano costantemente in sede, in ufficio. Purtroppo ci sono delle dinamiche che non portano ad avere tutti i marciapiedi perfetti, tutte le strade perfette, quindi evidentemente il cittadino della zona di appartenenza chiaramente poi chiama e giustamente noi poi cerchiamo di fare tutto quello che è possibile affinché il comune intervenga sulle zone quantomeno più critiche, più problematiche. Ovviamente il comune ha tutta una serie di interventi che devono essere effettuati e la città è grande e ovviamente non tutto si riesce a combinare. Chiaramente non sono d'accordo su quello che dicono in diverse persone che la periferia viene un po' bistrattata e si dà più attenzione al centro, perché secondo il mio punto di vista comunque gli interventi sono abbastanza omogenei su tutta la nostra città e evidentemente bisogna avere anche qua un po' di pazienza e poi le cose comunque vengono fatte.
Una mail dice: ha ragione la signora Ricchetti, le bici e anche i monopattini possono superare i 30 km/h senza problemi, comunque gli incidenti vengono causati dai pirati della strada, bisogna fare molta attenzione. Un'altra mail dice: buongiorno, volevo segnalare che nella zona Valmaura-Giarizzolo in piena notte si sentono dei frastuoni provenienti dal Molo Ferriera e l'allarme dal metro ogni notte con cadenza regolare, spero che l'ente preposto controlli, invito però a questo punto di segnalarlo alla polizia locale così almeno c'è traccia di quello che segnalate, perché insomma così anche l'ente pubblico ne ha proprio un riferimento scritto. Un tanto per sapere, negli anni 70 c'era una proposta di fare lì un teatro all'aperto in Cava Faccanoni perché l'acustica sarebbe perfetta, non sarebbe più fatto niente. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Ecco, vi ho mandato delle foto del parcheggio di Barcoli a Bovedo con tutti gli alberi avvinti dall'edera come al solito. Ecco, a parte volevo fare un'altra segnalazione a riguardo quel pezzo di terreno che si trova a metà della via di Colonia, che una volta era una foresta, adesso il comune, perché è di proprietà del comune, l'ha pulito perfettamente, però non può essere usufruito perché mancano delle scalette per poterci andare, ci sono i pattini e mancano le scalette, sarebbe opportuno mettere un paio di panchine e un paio di scalette per poter accedere e far sì, magari non d'inverno ma d'estate, che gli abitanti della zona ne traggano, diremo, un profitto. E non vedo niente, io ho fatto le segnalazioni un mucchio di volte, niente di fatto. Allora sarebbe opportuno a qualcuno andasse a vedere, far mettere delle scalette che costano poco e delle panchine per poter avere, diremo, un po' di fresco durante l'estate ai cittadini della zona e anche a tutti, insomma. Grazie e buongiorno. Grazie, quella delle alberature delle panchine è sempre una richiesta importante. Indubbiamente quando c'è qualche panchina di mezzo c'è sempre anche di solito l'alberatura, quindi è evidente che chi usufruisce di quella zona ha il piacere di trovare uno spazio quantomeno consono a quello che è giusto si possa fare in quella zona. Poi il comune anche in questi casi ha molto probabilmente, anzi sicuramente ha una scaletta di interventi e il verde pubblico si occupa di poi portare avanti questa tipologia di lavoro. Ora nello specifico non so, però penso che anche quello è una cosa che viene fatta. Io ho l'esperienza di casa mia, sotto casa mia c'è un giardino comunale e lì costantemente vengono a tagliare l'erba, però sono molto puntuali, anzi è sempre in perfetta situazione. Leggo ancora una mail, poi andiamo in pubblicità. Anni fa ho fatto il giro della viabilità ferroviaria triestina col treno storico da Campomarzio ad Aurisina. È tutto pronto e funzionante. Perché non si vuole utilizzare questa struttura per il trasporto urbano e perché non ci si collega con la rete ferroviaria slovena a Rabuiese? Basterebbe un collegamento fino a Risano. Un paio di chilometri, scrive un telespettatore. Era una proposta anche anni fa di qualche campagna elettorale. Certo è che ne abbiamo parlato prima con Alessandra Ricchetti, un collegamento ferroviario sarebbe anche interessante per la città. Oggi il porto lavora molto sulla tratta ferroviaria Campomarzio, che poi va verso l'est ma anche verso il nord, e quindi è sicuramente già utilizzata. Con il trasporto passeggeri bisognerebbe in qualche modo consolidare quel tipo di struttura, perché oggi tiene un volume. Se domani il volume diventa maggiore, magari non ha la capacità di sostenerlo, vuoi strutturalmente, vuoi anche come traffico. Quindi sicuramente da dover rivedere qualcosa, però chi scrive dice bene, cioè è già tutto bene o male predisposto, non bisogna cominciare da zero e può essere un'opera interessante. Magari quando Giovannini si candiderà sindaco potrà metterlo nel suo punto del programma. Nel programma sicuramente è una cosa sicuramente positiva, molto, molto affascinante anche come discorso. Ovviamente, come dici giustamente tu, ci sono delle diversità tra il commerciale e il pubblico e quindi bisogna trovare la soluzione adatta a far sì che si possa fare. Ma se c'è tutto già praticamente programmato, già tutto organizzato, la cosa viene molto semplice e potrebbe essere uno sbocco verso quelle zone che dicevi non indifferenti. Io sono sicuramente molto, molto convinto che il traffico su rotaie sia molto, molto, molto positivo. Poi insomma si vede anche costantemente che insomma
e le ferrovie fanno diverse tratte molto, molto positive, quindi ben venga, ecco. Gullotta sindaco, mandano una mail, sarà un punto della mia candidatura, quello della ferrovia. Se faccio il sindaco, Gullotta viene come a fare l'assessore, vediamo, sicuramente. Allora dobbiamo andare in pubblicità, ma vedo Gianluca Paladin che si agita da qualche parte, sì, in via Carducci, davanti alla sede della regione, che dove prende ufficio l'assessore regionale Scoccimarro tra gli altri. Lo sappiamo visto che abbiamo frequentato più volte quell'edificio per delle conferenze stampa. Gianluca, è più o meno il punto dove la signora ha indicato essere caduta e essersi fatta male. Sì, grazie Bernardo. Simula la caduta. Telefonata in diretta. Fatti male anche tu. Ci siamo... come Bernardo non simula la caduta. Fatti male anche tu. Così abbiamo la prova tangibile che quel tratto è a Sto scherzando Gianluca, dai, stiamo scherzando, stavo scherzando. So che non vedi l'ora, No, lo so, figurati. No, allora in effetti la signora ha ragione, qui è pieno di buche, cioè adesso faccio l'esempio. Però no? penso che la signora fosse caduta all'incrocio, sai, non tanto lì davanti, quanto più verso via Coroneo, cioè tu devi andare alle tue spalle, dall'altra parte. Tu dici? Così ha Andiamo riferito all'incrocio vicino al semaforo. All'incrocio vicino al semaforo, va bene. Allora, la strada è piena di buche, in effetti, quindi confermiamo che il piede affonda, si nota poco perché questi sono Sanpietrini, Bernardo, o è Porfido? Sono terribilmente ignorante su questa situazione, mi pare Porfido. Allora sì, effettivamente è pieno di buche. Noi abbiamo sentito la segnalazione in diretta della signora, abbiamo detto andiamo subito a verificare perché insomma raccontava una storia anche drammatica visto come si è fatta male. Giriamoci però con la telecamera di nuovo, andiamo proprio all'incrocio perché così facciamo vedere esattamente la zona in cui la signora è evidentemente caduta. Siamo arrivati, Bernardo, siamo qui praticamente all'incrocio, poi insomma abbiamo ascoltato che la signora ha avuto delle belle ferite dopo questa caduta, per fortuna mi pare di aver capito che è stata aiutata immediatamente, però insomma è un altro tema da segnalare, quello proprio della manutenzione delle strade, che è importante raccogliere in effetti segnalazioni come queste, marciapiedi, è importante raccogliere segnalazioni come queste perché obiettivamente quando poi succede il fattaccio una persona ci può rimettere in salute chiaramente, quindi siamo venuti subito qui a verificare sul posto. Adesso tra l'altro, avendo sentito il sindaco di Trieste di Piazza che raggiungeremo fra pochissimo, in realtà andiamo adesso e magari porteremo anche a lui queste segnalazioni. So che il sindaco vuole commentare anche l'esito del consiglio comunale di ieri, quindi sentiremo anche la sua reazione dopo la giornata in aula. Ti restituisco la linea, ci rivediamo fra pochissimo. Bene, noi andiamo in pubblicità, visto che siamo in ritardo di qualche minuto, ci vediamo anche noi tra pochissimo con Andrea Giovannini in studio. Bene, ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Andrea Giovannini, consigliere di Forza Italia in terza circoscrizione, quella che racchiude i rioni di Roiano, Greta, Barcola, Scorcola e Cologna. Andiamo alla telefonata, buongiorno. Pronto? Non abbiamo ancora nessun collegamento. Una mail ci dice 2 anni fa avevo segnalato al comune il ponte salendo da via Brigata Casale dopo le abitazioni di altura presenta spaccature e cedimenti del manto stradale. Mi risposero che si prendeva atto del problema e che avrebbero risolto. Ad oggi nulla è variato rispetto alla segnalazione. Ringrazio e saluto, scrive Davide. È bene che magari la inoltri un'altra volta perché se vede delle crepe è meglio intervenire subito. Altra mail che però è di un po' di tempo fa, come minuti, 2 considerazioni. 1, si è contrari all'ovovia citando problematiche di Bora eccetera. Faccio sommessamente notare che a Cattinara ci sono 2 torri che se non erro sono state realizzate proprio nel corridoio della Bora. 2, non ho sentito nessuno esprimersi sulla frase del signor Pasino in una recente seduta del Consiglio Comunale, virgolette, quando comanderemo noi, chiusi virgolette, ossequi, scrive Enzo. Qui è stato un dibattito politico su questa posizione di Pasino, anche con Bertoli e tutto quanto, però insomma, esula dal fatto che poi
immagino se la risolveranno fra di loro, poi non lo so io onestamente come... Diciamo che un amministratore pubblico che usa questi termini mi pare un po' eccessivo, ecco, poi ognuno è libero di fare e dire quello che vuole fino a quando non intralcia o non offende la dirittura altrui, però questo mi sembrano delle affermazioni un po' esagerate per quanto riguarda un discorso di amministrazione pubblica. Ecco. Telefonata, buongiorno. No, sono Dario Gardina da Trieste. Prego. Ci sono molti interventi che sono fuori luogo probabilmente a riguardo di piste ciclabili da ricavare sui marciapiedi, ma non viene tenuto in nessuna considerazione a questo riguardo il posteggio delle macchine. Questa gente dove le mette se vengono tolte? Grazie, buona giornata. Grazie, e questo è un po' l'eterno dualismo tra zone pedonali che tolgono spazi di posteggio, zone ciclabili che tolgono spazio di posteggio, zone invece viabilistiche che non danno modo al cittadino di avere zone pedonali, cioè, come dire, come dico spesso, non voglio essere ripetitivo, ma fare contenti capra, cavoli e lupo è un po' difficile. È come se ti tagliasse la coperta del cuta, o tu chi le là, o tu chi le qua, insomma, non è che puoi andare a accontentare tutti. Poi c'è l'idea politica e quello che si vuole fare di questa città. Io personalmente, magari mi conto tanti amici anche che vanno in bicicletta, io non vedo Trieste una città atta ad avere piste ciclabili e via dicendo, cioè ci sono alcune zone nelle quali magari va anche bene, ma altre nelle quali assolutamente non è fattibile. Poi, per l'amore del cielo, ognuno è libero di pensarla come vuole, io piuttosto metterei dei parcheggi in più, ecco, visto che la città è comunque in affanno per quanto riguarda il discorso parcheggi. Poi ovviamente a Trieste sappiamo che non andiamo neanche al bar a prendere il caffè senza auto e quindi evidentemente il bisogno c'è ed è evidente. Facciamo vedere la vignetta di Marco Inglaro, quella che riguarda oggi le videocamere e le telecamere di videosorveglianza, perché oggi Te sorridi tutto il giorno, scrive nella vignetta, possiamo vederla se è possibile, con la solita coppia a casa, e l'altro dice che ho messo una telecamera di sorveglianza in salotto, questo per far vedere quante ce ne sono anche nel territorio comunale. Ce ne sono anche a Barcola, e di Barcola volevo parlare anche adesso con Giovannini. Lei è ottimista su quella che è la ricostruzione almeno della zona balneare o della Pineta, insomma Topolini, il Cedas, tutto quello che ha rovinato la mareggiata, perché abbiamo capito dal sindaco che non è del tutto ottimista sull'esito, diciamo, entro la stagione estiva. Ecco. Evidentemente gli uffici, l'assessore Michele Babudel, che è una persona molto competente, pronta e anche molto molto presente, stanno facendo di tutto affinché si possa fare quello che è quello che vuole tutta la città e quindi che si metta a posto entro la stagione estiva. Ovviamente i lavori hanno delle tempistiche che non sono dettate dall'assessore, né tantomeno da chi manda avanti i progetti e via dicendo, ma bensì dai lavori stessi. Quindi io non so dire in questo momento una data, se anche il sindaco ha dei dubbi probabilmente sarà un po' complessa, però speriamo che si riesca a fare tutto entro l'inizio della bella stagione. Sarebbe un peccato perché ovviamente la nostra riviera è frequentata. Altra mail dice: vorrei chiedere al consigliere della terza circoscrizione qual è la sua posizione all'interno della stessa, visto che in quanto nostro rappresentante sostiene il progetto Cabinovia a svantaggio dei residenti e che il suo interesse particolare sembra essere quello di occuparsi dei campi di calcio che non rientrano nella zona da lui rappresentata. Come risponde? Rispondo nel dire che intanto nella circoscrizione sono consigliere, sono presidente della Commissione Socioculturale Villa Prinz, che sono da 4 mandati nella terza circoscrizione e che diciamo nella mia carriera, se così si può chiamare politica, ho avuto modo di
produrre una quantità enorme di mozioni affinché si faccia il bene della nostra circoscrizione, sempre riferito a quello che sono le esigenze dei miei concittadini, quelle persone che mi hanno votato per quasi 20 anni a questo punto in questo ruolo. Quando si tratta di una scelta politica così importante come la cabina via, io penso ci sia il dovere morale di ogni consigliere di fare una scelta e non dire le stupidaggini, sì, o cercare di fare buon gioco cattiva sorte. Cioè, io ho preso una posizione, la mia posizione è chiara perché io sostengo questa opera, poi sicuramente per 100 persone che non saranno d'accordo, magari 1000 saranno d'accordo, io sono d'accordo a farla, anche perché secondo me è un modo per dare a Trieste una visibilità ancora più grande a livello turistico, sicuramente evadere dei problemi che ci sono per quanto riguarda l'arrivo da nord di tutta quella serie di traffico, di tutto quel traffico che abbiamo. Per quanto riguarda i campetti di calcio in giro per le altre zone, questa è una polemica che non mi tocca, sono presidente da ormai penso 10 anni, circa anche di più, della SD Campanelle. È ovvio che a me interessi in questo momento, nel quale poi, come ben sa anche Bernardo, c'è la riqualificazione della zona, io ho interesse che questa zona sia rifatta in maniera positiva, ma penso che nessuno vieti il fatto che, anche pur essendo consigliere di una circoscrizione che non è poi tratto quella, io possa fare il presidente di un'associazione sportiva che non è nella zona. Quindi non capisco il senso di questa mail. Dobbiamo andare di nuovo in pubblicità, l'ultima di questa mattinata, prima della chiusura delle 10, quindi breve interruzione, ci vediamo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, ben ritrovati a tutti, ben ritrovato ad Andrea Giovannini che non si è mosso da quella sedia neanche durante la pubblicità, è stato bravo, è stato al suo posto. A parte gli scherzi, sentiamo la telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dare due suggerimenti. Sì. Il primo, per il discorso Barcola. Sì. Le cose si possono fare o in serie o in parallelo. Lì si tratta di dividere il tratto di costa in vari settori e assegnare in ogni settore una ditta diversa, in modo da risparmiare tempo e arrivare in tempo utile alla stagione estiva. La seconda cosa che volevo dire è questa. Praticamente si vuole fare un discorso di protezione dei pedoni. Allora bisognerebbe fare una regola che nelle prossimità dei passaggi pedonali non ci devono essere né bidoni della spazzatura né posteggi di auto, ma solo 2 o 3 posteggi di moto, in modo da rendere visibile chi sta per attraversare, e questo porterebbe via un sacco di incidenti, perché il più succede che ci sono le strisce pedonali sono cercate dal punto di vista dell'automobilista o da camion o da bidoni eccetera. Questa regola sarebbe molto ma molto utile. Grazie e buongiorno. Grazie. Allora, la suddivisione a lotti degli interventi di Barcola, prima dei quesiti che ha posto il telespettatore, al netto poi delle difficoltà di appalto, però è una soluzione per fare in modo che siano tanti a occuparsi e quindi se tutti lavorano in qualche modo si arriva prima. Sì, non so se a livello di regolamento per gli appalti e via dicendo sia una cosa fattibile, però sicuramente una buona soluzione per velocizzare il tutto, anche perché poi bisogna capire se chi fa un lotto poi partecipa anche all'altro, se vince entrambi, insomma, questo è un po' poi anche là, però è sempre da fare, da sentire gli uffici tecnici per capire la fattibilità. Altro quesito invece i passaggi pedonali, meglio mettere stalli di moto perché così agevolano la visibilità. Sono pienamente d'accordo perché ho avuto anche altre esperienze in circoscrizione dove la gente, le persone chiedevano proprio questa soluzione qua, perché a volte, nella maggior parte dei casi, la macchina se è messa attaccata alle strisce pedonali fa
fa sì che chi arriva con l'auto o chi esce a piedi non veda l'eventuale ostacolo che sta arrivando. Quindi se c'è un'auto, se metti anche magari un furgoncino o cosa del genere, ancora peggio. Quindi, e con i bidoni è uguale, anche là chi ostruisce non vedi più niente. non vedi bene, quindi assolutamente d'accordo. Mail, decisamente contrario all'assurda proposta di ridurre in centro la velocità a 30 km/h. Invito piuttosto i concittadini a non parcheggiare la propria vettura in seconda fila e anche in terza e in genere a non utilizzare la macchina al posto dell'ombrello per ciore il giornale per comprare il pane, ovviamente per spostamenti brevi. Magari dice Duilio, che si firma, di andare a piedi o prendere un altro mezzo, ma usarlo quando strettamente necessario, quando comunque bisogna attraversare un chilometraggio maggiore. 30 km/h, Giovannini. 30 km/h. Cosa ne pensa? Sono pochini, in certe zone si potrebbero applicare? Ma in certe zone secondo me sono già da applicare, cioè, non so, davanti ai comprensori scolastici, piuttosto che davanti agli ospedali, dove c'è già praticamente il discorso che bisogna andare a quella velocità là. Evidentemente per altre zone che non hanno questa necessità, portare tutto a 30, secondo me diventerebbe quasi, a parte che è impossibile secondo il mio punto di vista, perché tu già quando metti in moto e parti a 30 non ci vai neanche in prima. Sì, in prima è proprio... No, beh, insomma, dai, quindi, in seconda ci vai in 30. Sì, boh, ci vai, però comunque è una a giri bassi. Misura un po' troppo bassa. Sta poi, qua facciamo, diciamo, dico un'utopia, bisogna ovviamente sta nella persona che guida a fare attenzione e portare la vettura alla velocità consona a dove si passa. Ma secondo me in certe parti sarebbe ancora peggio se la metti tutto a tempo. Cioè diventa più un problema con beneficio? Sì, secondo me sì, assolutamente. Altra mail dice: avrei un'idea per l'area della sala Tripkovic, mettere delle rotaie e una vettura del tram originale con magari dentro delle foto di Trieste, scrive Mauro. Vorrei che fosse più una lapide al tram, come per dire ormai possiamo rinunciarci. Però è un'idea, insomma, va rispettata. Ma tutte le idee secondo me vanno rispettate, poi vanno vagliate, si deve vedere se la cosa è fattibile o no. Così potrebbe essere anche una cosa simpatica, anche bella da vedere, magari nel contesto della piazza. Roiano, mi dispiace tornare sempre sullo stesso argomento, ma visto che la materia potrebbe essere di competenza territoriale del vostro ospite, vorrei fargli una domanda. Ci sono previsioni di apertura puntuali del nuovo parcheggio a Roiano? Qualcuno conosce una data in cui sarà aperto al pubblico o se ne riparla dopo l'estate? Tra l'altro mi fa specie che gli abitanti di Roiano non se ne preoccupino tanto e anzi accettino di buon grado di vivere e vedere una struttura pronta da mesi restare lì inutilizzata per questioni burocratiche, scrive Luca. Allora Giovannini risponda intanto lei, poi avremo il sindaco e al caso glielo chiediamo anche di piazza. Io posso solamente che accodarmi al sindaco quando ha detto che ovviamente c'era tutto questo periodo di tempo per fare tutti i collaudi del caso, evidentemente la burocrazia in Italia è un tumore che abbiamo, che secondo me la burocrazia è qualcosa di spaventoso e ritarda sempre comunque tutto quello che è soprattutto pubblico. Da quello che so è che da adesso in poi si inizieranno a fare tutti i lavori di piantumazione che riguardano tutta la zona alta del giardino, della piazza come vogliamo chiamarlo, adesso i tempi tecnici e poi sarà messo in opera, insomma, ma quando verrà definito e finito sarà qualcosa di strepitoso, oserei dire, e non anticipo il sindaco qualcosa di straordinario. Altra mail dice: bellissima l'idea delle piste ciclabili, bisognerebbe farle usare ai ciclisti che preferiscono sporgere i loro abbigliamenti in mezzo al traffico. Per fare un esempio, in quella sotto gli alberi a Barcola non ci va nessuno, meglio passare tra le auto che cercano posteggio. Scrive, penso amaramente questo telespettatore, guardando troppo spesso a ciclisti che anche in presenza di una pista ciclabile in buone condizioni, va detto anche questo, preferiscono stare in mezzo alla strada, il che è un peccato, anche perché sennò che cosa fai a fare la pista ciclabile se poi i ciclisti non ci vanno? Infatti quella pista è disponibile, sarebbe opportuno che la usino. Poi andare in mezzo alla strada secondo me è sempre pericoloso perché non si sa mai cosa può capitare, quindi 100 a 0 di andare ad usufruire della pista ciclabile, se c'è.
Per completezza aggiungo anche che la pista di Barcola è ciclopedonale, quindi molti ciclisti non la scelgono perché non vogliono incrociarsi con le persone, però insomma va da sé che ok, la domenica pomeriggio potrai trovare tante persone che col bel tempo passeggiano, ma se ci vai adesso sfido io a trovare tutta sta folla da dover fare gli slalom giganti. Non passano neanche i gatti. Nella ciclabile, non passano neanche i gatti, non è niente male. Ok, abbiamo quasi ultimato il collegamento col sindaco, io ho l'anteprima e quindi vedo come sta andando. Buongiorno, la fissa dei 30 all'ora non si può mettere dappertutto, lo sapete che così si inquina di più, io sinceramente non capisco queste soluzioni assurde e impossibili. Grazie, scrive una telespettatrice. Andiamo, allora fatemi capire, più che fatemi, mi faccia capire Gianluca, se andiamo da lui col sindaco o vado dalla telefonata. Credo che sia pronto Gianluca. Andiamo da Gianluca Paladin, ben ritrovato di nuovo. Con Bernardo. Eccoci Bernardo, grazie, siamo in compagnia del sindaco di Trieste Roberto Di Piazza che ci ha accolto nel suo ufficio. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Chi abbiamo in aula? Andrea Giovannini, forse. Ciao Andrea, come stai? Bene, Caro grazie. saluto, l'altro giorno venerdì eravamo giù a Roma, è stata una giornata fantastica con Tajani che dopo mi ha anche chiamato, mi ha fatto molto piacere. Una saluta anche Giovannini, sindaco. Allora, sindaco, il consiglio comunale di ieri, no? Cosa è successo? Perché poi anche un po' leggendo anche il giornale stamattina. No, consentitemi, ma imparate a fare la comunicazione. Ieri sera, cari concittadini, abbiamo votato tutti i 60 ordini del giorno, li ho bocciati tutti, quelli se ne sono andati. Oggi leggo sul giornale che ci sarà un altro consiglio, ma di cosa parlano? C'era la Pucci che piangeva, che faceva baruffa con la Famulari. Hanno chiesto 4-5 volte la sospensione dei lavori. Buttiamo via soldi a palate, risultato zero. Ma non era più semplice venire dal sindaco, dammi 5, tanto sapete che gli ordini del giorno non valgono niente, dammi 5 ordini del giorno, a me ne hai portato a casa qualcosa. Siamo stati il primo consiglio, hanno fatto mancare il numero, secondo consiglio ieri e oggi leggo che faremo un altro consiglio, ma ieri sera i 60 ordini del giorno li ho bocciati tutti. Che follia, con una sinistra spaccata, ieri ci siamo presi anche con Russo, è una roba incredibile, ma dove vogliono andare questi? Quindi insomma il bilancio del consiglio di ieri per lei è un bilancio molto negativo. Ma no, abbiamo buttato via una marea di soldi. Perché li ha e bocciati questi non tutte? hanno, nel senso, 2 consigli, calcola un consiglio vigili, personale, eccetera, costa 8-9 mila euro, sto dicendo. E cosa avete portato a casa? Nulla, bravi, complimenti. Una curiosità, chiede anche Bernardo da studio, perché gliele ha bocciate tutte? Ma no, perché se venivi su un tavolo e mi dicevi su 60 me ne dai 5, almeno portavi a casa qualcosa. Non è che gli ordini del giorno valgono molto, tanto per dirti, però politicamente uno si porta a casa una cosa. Niente, hanno voluto fare questa guerra, se ne sono andate per l'ennesima volta, li ho bocciati tutti, bravi, complimenti. 2 consigli comunali, buttate via i soldi, risultato zero. Ecco sindaco, poi sentiremo anche le parole dell'opposizione, no? Ovviamente. Vai, digli che la Pucci che pulisca le lacrime. Allora sindaco, invece gli impegni di oggi, cosa bolle in pentola? In questi giorni abbiamo verificato alcune cose, anche la partenza del cantiere dei lavori a Barcola di ieri, che lei ha già detto di essere preoccupato un po' per il futuro di Barcola. Bisogna lavorare, sai, ma se mi capita un mese di pioggia, cioè, spiego ai cittadini, perché ho letto anche lì l'attacco della sinistra, se mi capita 2 mesi di pioggia, è chiaro che mi rallentano i lavori. Se c'è questo tempo qua si va avanti alla grande. Questa è una cosa. No, cosa mi dicevi di Barcola e dopo No, dei futuri lavori, perché sappiamo c'è il Porto Vivo, Porto Vecchio, sappiamo che deve essere aperto. Oggi alle 11 abbiamo la cittadinanza onoraria alla Brigata Sassari. Alle 16 c'è l'incontro, ma ho paura che non ce la faccio, ma vedrò con Federica, con la Triestina. Sono giornate particolarmente intense, ma anche piene di soddisfazione. Ieri abbiamo presentato il torneo di pallavolo, ieri abbiamo presentato Sira, ma insomma è un momento per la città, stiamo tirando in maniera incredibile, poi tutti si innamorano di questa città e figuratevi se al sindaco non fa piacere. Insomma. Allora ho promesso ai telespettatori, perché qualche segnalazione che ci hanno mandato, sa che qualche marciapiede della città è parecchio dissestato, no? Ecco. Quest'anno si fanno con l'avanzo, che sono 10-11 milioni, si fanno, è pieno di buchi.
Marciapiedi e strade, abbiamo già parlato con Everest, marciapiedi e strade. D'altra parte, sai, ricordo sempre i cittadini, è molto facile, si fanno debiti, si fa tutto. Io quando sono arrivato qua avevo 250 milioni di debiti, abbiamo 69 adesso, ho ragione io. Avevamo 84 dirigenti, ne ho 27, ho ragione io. Quindi è già entrato in agenda, insomma. No, dico, e poi tanto per spiegare ai cittadini, abbiamo 350 km di strade e abbiamo 700 di marciapiedi, perché i marciapiedi sono doppi. Per cui dopo tutto si può fare, basta fare i debiti e mettiamo tutta la città come una palla di biliardo, ma io invece sono molto attento e cerco di fare tutto e bene. Dopo l'abbattimento di quella casetta in Porto Vecchio, che l'aveva già anticipato lei, peraltro, mi ricordo qualche settimana fa. Dopodomani è il mio compleanno, allora il personale voleva fare l'inaugurazione il giorno del mio compleanno, ma siccome sono fuori Trieste, allora... Ma si aspetta la torta per il tram? I portali di Largo Santos, quando potrebbero essere aperti? Ti ho detto, la strada, adesso portano via tutto, i miei uffici volevano regalarmi al 1° febbraio, che è il mio compleanno, e invece ho detto aspettate qualche giorno perché sono via, insomma vado un attimo via per il mio compleanno, che faccio 71. Notizie dal Ministero per il tram? Certo, hanno fatto la prima riunione per il tram, adesso arriverà la prossima settimana, arrivano tutti qua e lì un po' mi scateno, perché bastano. Obiettivamente, comunque finalmente c'è la commissione, tanto per capirti, perché prima mancava addirittura la commissione della Sisa di Asvisa, e adesso finalmente c'è. Proprio stamattina abbiamo fatto la riunione e la prossima settimana abbiamo la riunione definitiva e vedremo cosa ci dicono. Bene, attendiamo aggiornamenti. Bernardo, hai una domanda? Se no salutiamo il sindaco. Allora, dimmi. 2 domande e una curiosità. La domanda numero 1, che è reddito da una mail. Roiano, chiedono a che punto siamo con l'apertura del garage. Chiede Luca. A che punto siamo con l'apertura del garage di Roiano? Chiedono il parcheggio. Allora adesso partono dai primi di febbraio 1.200.000 euro di verde, cioè alberi, viene fatto il parco, sai che sopra verrà fatto il parco. Abbiamo fatto la gara perché ai cittadini spieghiamo 6 mesi per il collaudo. Io mi vergogno, qualche volta ho detto al prefetto l'altro giorno di essere italiano, ma quelle sono le regole e le leggi, io non posso che applicare le leggi. Allora adesso partono 1.200.000 e automaticamente avremo la scuola, il garage e naturalmente una cosa bellissima nel centro di Roiano che cambierà la vita di quel rione. Ultima domanda, Bernardo. Seconda domanda, la Triestina, qual è l'incontro di oggi? Di cosa si deve parlare? Per l'incontro con la Triestina, sì. di cosa si deve parlare, Sindaco? Alle 16 ieri abbiamo approvato il progetto del rifacimento del campo, adesso si ritrova, e ringrazio sempre il grande Presidente Federica che si sta occupando di questo e oggi praticamente abbiamo approvato il progetto e dovrebbero partire entro febbraio-marzo i lavori del rifacimento. Ultima curiosità. Sindaco, come sempre, grazie per l'intervista. Grazie a voi. Aspetti, Bernardo non ha finito. Ultima vai, curiosità, Bernardo. se si aspetta una torta di compleanno ironica da parte dell'opposizione per il suo compleanno, sempre riguardo al tram. È vero. Allora, siccome fra poco è il suio compleanno, se anche quest'anno si aspetta una torta ironica magari da parte dell'opposizione, si ricorda la... No, ma ieri piangevano, gli ho detto ieri, ringrazio Dio che abbiamo vinto noi le elezioni, perché se arrivavano quelli sarebbe stato veramente un dramma per la città. Va bene. Grazie Sindaco. Grazie. Buona giornata a voi, buon lavoro. Grazie Bernardo, ti restituisco la linea, un saluto, arrivederci. Grazie al Sindaco, grazie a Gianluca Paladin, andiamo a sentire una telefonata, buongiorno. Buongiorno, sono Franco Leggia da Udine Nord, buongiorno a loro signori, ai triestini e ai friulani. Una bella torta in faccia al sindaco, perché lui non manda i suoi scagnotti, le sue forze dell'ordine a vedere quanti sono gli extracomunitari che hanno i documenti e non hanno i documenti, e quelli che non hanno documenti li mandasse via. No, li trattiene, li porta, li vuole, non lo so io, non mette sul confine. E voi sul confine, quando andate di nuovo sul confine a vedere chi entra, chi non entra?
Possibile che deve diventare Trieste come Monfalcone? Io l'auspico, però tenetevi lì gli extracomunitari, non mandateli nelle caserme di Udine come vuole il vostro sindaco. Bello fare il sesso con i cosi degli altri, ma è bello, come no, sindaco, una bella torta in faccia. Quanti extracomunitari sono arrivati oggi? Possibile che neanche il giornale, il piccolo, non dica mai quanti sono arrivati? Possibile che non andate davanti alla prefettura a vedere quanti vogliono il permesso di soggiorno? Arrivano qua, fino in Jugoslavia hanno i documenti, poi arrivano qua senza documenti. Noi gli dobbiamo fare la verginità, questi qui. Chissà cosa facevano nei loro paesi. Ma possibile che non riuscite a capire? No, io sono sempre di quella idea, ma sarò stupido io, ma stupidi anche voi che non riuscite a capire. Volete che diventi come Monfalcone, avanti come Monfalcone, ma i primi a essere cacciati via sarete voi della televisione che non prendete posizione, non dite mai di queste cose, sempre quelle solite stupidaggini lì, il marciapiede e la signora che è l'albero che cade, insomma, ma grazie, mandi. Allora, se siamo talmente stupidi e tanto poco professionali, allora perché continua a guardarci e perché continua a chiamare ogni giorno? Evidentemente chi disprezza compra, non è che è un detto che non ha una fondamenta. Ma tant'è, lasciamo gli insulti a chi non è in grado di argomentare in altra maniera, perché insomma così è. Buongiorno, il sindaco parla senza senso, come sempre parla le cose non veritiere. A mio parere cosa c'entra il suo compleanno con la domanda? Vuole farsi il regalo? Altra che non ha capito molto bene il riferimento, ma vabbè, tanto insomma la sappiamo. Possiamo essere risparmiati da sentire Udine Nord al telefono, scrive Renata, non ci posso fare niente. Non pensavo di vivere in una dittatura per i marciapiedi, il sindaco venga a farsi un giro a Servola. Buona giornata Patrizia, che lamenta proprio lo stato dei marciapiedi. Vedendo una fotografia molto vecchia di piazza Puecher si vedevano macchine parcheggiate in piazza e ho notato che una volta c'erano più parcheggi che macchine, adesso più macchine che parcheggi. Nessuno pensa ai cittadini, ma a far pagare i cittadini. Vengono tolti i parcheggi e quelli fatti tutti a pagamento sotto la bandiera finta dell'anti-inquinamento. In realtà quello che interessa è solo il profitto. Non ho mai visto un politico, nemmeno uno, riuscire a pronunciare la parola parcheggi gratis. Non sarebbe male come idea, parcheggi gratis. Sono d'accordo anch'io. Soprattutto nelle zone dense. Uno dei problemi di Roiano è proprio il posteggio, il parcheggio, cioè in generale, no? Il parcheggio in generale, adesso con questi nuovi parcheggi del giardino della piazza come Camalla si prenderà un po' di respiro. Il sindaco ha detto che ci sarà comunque un piccolo contributo, però di 50 centesimi la notte per i residenti. Sarebbe stato più opportuno, secondo me, non far pagare i residenti, però evidentemente la cifra non è esagerata e qualcosa si può riuscire a combinare. Certo che il parcheggio di Erba è veramente un disastro, io lo vedo costantemente, non si trova niente, per cui sì, non è che c'erano più parcheggi che macchine, probabilmente quello la meglio del signore di Piazza Puecher, è che forse c'era più spazio per le macchine in questo frangente, no? Perché chiudendo la piazza poi evidentemente non potevano via anche i parcheggi in quel contesto là. Mi raccontava della labarda di Viale Miramare. Voglio mettere la luce sulla labarda di Viale Miramare. Quando si entra in città c'è questo bellissimo stemma che ci appartiene, a cui tutti vogliono un sacco di bene, e non trovo giusto che sia limitato alla luce del sole. Quindi ho proposto attraverso una mia mozione di illuminarla alla notte soprattutto, affinché possa essere ancora più bella e evidente. Allora sto attendendo dagli uffici comunali la risposta. Non vedo, perché poi è una cosa che secondo me si sarebbe dovuta fare tantissimi anni fa. Invece non è mai stata fatta. Io penso sia una cosa molto molto semplice, cioè ti metti un po' di luci, non costa neanche granché, magari lo fai con
con le cose solari, con i pannelli solari. Quindi... Una mail dice: possibile che una società radicata sul territorio come la Roianese non abbia un suo campo di calcio a 11 ma debba andare a far allenare i suoi più piccoli nel campo di Borgo San Sergio? Vero, verissimo. Dove però mi viene da pensare? L'unico è Porto Vecchio, per essere diciamo distrettualmente vicini. Qui palanchiamo una storia che è un po' infinita, perché già quando sono sceso, quando ho iniziato a fare il mio percorso politico... Dal monte, sceso? Quando ho iniziato a fare il mio percorso politico avevamo già proposto all'epoca, ma forse ancora un po' prima, con Lorenzo Giorgi, all'epoca presidente della circoscrizione di Oriano, avevamo proposto il terra pieno di Barcola come ipotetica location per un futuro campo di calcio della Roianese. Poi la cosa non è stata fatta per via che c'era il discorso dell'inquinamento, quindi siamo andati da un'altra parte. Avevamo reperito negli anni successivi la zona di Monteradio, dove poi dove hanno costruito poi una serie di villette. All'epoca quella zona era di una persona che poi è mancata e ha lasciato tutto in eredità alla figlia, che poi non ha voluto darla al comune come avrebbe voluto lui gratuitamente per fare l'attività, per fare un impianto sportivo. Poi nel corso degli anni la zona è diventata edificabile e quindi si sono fatte le villette, ma era una zona dove si poteva fare un campo di calcio, magari un po' sul monte, un po' con qualche difficoltà, ma si poteva fare. Poi là, scemando anche quella possibilità, là si è ritornati in tempi nostri di adesso, lo abbiamo messo anche su mia spinta, l'abbiamo messo nella programmazione della circoscrizione, quella di creare un campo di calcio da qualche parte qua nella terza circoscrizione. Purtroppo l'unico spazio era il Porto Vecchio. Ma nel Porto Vecchio hanno avuto diverse altre soluzioni con tutta quella cittadella dello sport. Certo. E quindi lo spazio per il campo è venuto a mancare. È venuto meno. Ora si potrebbe cercare di trovare una soluzione alternativa, ma la vedo un po' in zona difficoltosa in questa zona. Leggo una notizia di cronaca per fare un ultimo aggiornamento prima di chiudere. I carabinieri di Trieste, unitamente al NAS e alla SUGI, hanno sospeso l'attività di ristorazione a seguito di un'ispezione. Il controllo del territorio svolto a livello nazionale presso gli esercizi di vendita di prodotti etnici, disposto dal Comando dei Carabinieri per la Salute, militari del Comando Provinciale di Trieste con i NAS di Udine e il personale della SUGI. Nei giorni scorsi hanno effettuato un'ispezione presso un ristorante etnico di Trieste, riscontrando l'assenza delle minime condizioni di igiene strutturali dei locali adibiti alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti. Durante l'ispezione sono stati sequestrati 50 kg di alimenti vari, perché privi di tracciabilità, per un controvalore di 750 euro. Sono stati eseguiti 2 blocchi ufficiali, 26 kg di prodotti a base di carne suina e bovina e un campione di carne di suino da avviare all'analisi per la peste suina africana, che è una cosa grave. Sono state contestate violazioni amministrative per complessivi 4.500 euro. Non è stata data però la zona nei riferimento di quale sia il negozio. Questo è il comunicato che vi giriamo e che è arrivato dai Carabinieri. Grazie ad Andrea Giovannini per essere stato con noi. Grazie a voi per l'invito. Grazie a tutti per averci seguiti e arrivederci. A domani.